dico a te che stai per fare delle scelte per diventare un uomo, a te che avrai bisogno della forza di reagire, della forza del perdono. Potrai scegliere di essere un ribelle, di mostrare i pugni per farti rispettare, farti odiare, pur di non subire, ma non scegliere di essere un vigliacco e di valere meno di niente. Chi picchiano d'oro solamente un perdente. Dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può. E ti diranno che le donne sono niente, che insultarle può essere divertente, ma ricorda, le parole sono vane, non le vedi ma il male si sente. Togliere la libertà e non è amore dire sei mia proprietà, l'amore è una carezza, non ferisce ma rimargina. Dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può. Lo so, è facile parlare ma non si può, non si può. Far male non è amore, no. Dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può. Prima di tutto non voglio dimenticarmi, perché ieri non l'ho fatto, di salutare la nonna di quel meraviglioso ragazzo che studia alla Lepido Rocco, che mi dà il pane assieme a tutta la squadra della Lepido Rocco, ai professori, agli insegnanti, alla dirigente, nonna Eleonora, mi sembra che si chiami così, so che ci guarda tutte le mattine, perciò un grande abbraccio a nonna Eleonora e complimenti per questo nipote meraviglioso. Poi volevo fare una riflessione a voce alta con voi prima di partire con gli ospiti. Allora, questa canzone si può dire di no, forse Mirella dovrebbe imparare a dire di no, ma non ce la faccio. Ieri ho sentito una mamma con 3 figli, no disperata di più, tutte le porte chiuse per una serie di motivi lavorativi, finanziari che lei mi ha elencato, e non rientra più negli aiuti anche dell'amministrazione. Allora lei diceva a voce alta, mi raccontava le vicissitudini e mi ha detto: perché mi dicono di no? Ecco, perché non mi aiutano? Cosa faccio io? Se ho avuto la sfortuna di perdere l'attività,
non riesco più a sentirmi. I debiti sono aumentati ma perché qualcuno non mi ha pagato il lavoro che era stato fatto con mio marito. Poi quando vai giù è difficile tornare su. E poi vedo queste grandi mostre e vorrei capire se anche i comuni le sponsorizzano, perché mi sembra che siano mostre milionarie. C'è anche un ministero alla cultura, un ministro alla cultura, c'è una regione. Io non so se i sindaci devono impiegare i soldi per questo, perché mi sembra che il grido di povertà di persone che dormono per strada, che non trovano casa, che non riescono, come questa donna che incontrerò e che sicuro l'aiuterò. A me non interessa il suo passato, io so che ha bisogno, che ci sono dei minori, quello a me interessa. Capire di aiutare questa famiglia in forte difficoltà, che trova tutte le porte chiuse perché l'iter che fa risponde che non può ricevere gli aiuti, i bonus che ci sono. Allora io mi domando, ma questi sindaci si rendono conto che forse il sociale meriterebbe più attenzione, più risposte? Perché dove vanno a parare queste persone? Dove vanno a parare che nessuno le ascolta? I soldi per loro non ci sono mai, però per gli grandi eventi i soldi si trovano dappertutto. Io non dico che non bisogna puntare sulla cultura, sull'arte, ci mancherebbe altro, però penso che gli amministratori locali dovrebbero puntare più sul sociale. Ecco, mi sentivo di dirlo perché io non riesco a dire di no e grazie a voi riesco a aiutare queste persone, aiuterò anche questa famiglia come abbiamo fatto col signore la scorsa settimana, anche lui disperato, siamo riusciti a trovare anche una casa grazie anche al supporto che mi ha dato qualcuno e anche all'Aterqua, devo dire, del presidente D'Azeglio. Però non è semplice, non è facile, non è così tutto scontato. E vi ricordate cosa ha detto quel signore? Ha detto per gli amministratori, per i politici, 1 minuto, 1 giorno, 1 mese, 1 anno, 10 anni, per loro è la stessa cosa che puoi aspettare. Noi invece no. E allora saluto il nostro Rinaldo. Ciao Rinaldo, grazie di essere qui, poi presento gli ospiti, però volevo lasciarti la linea così dopo liberiamo il centralino. Vai Rinaldo. Rinaldo? Non sento Rinaldo. Ciao Mirella. Eccolo qua. E buongiorno ai tuoi ospiti. Mi dico che quello che ti ha detto te adesso è la verità. Chi ti si può fare queste robe? Perché ti inquadrando. Non è da adesso che ti le fa, da sempre. È il problema dei nostri politici. Ti lo dico mica qualcosa. Mi tira troppi soldi. Io dico 12-15 euro al mese. 1.000 euro al mese. Noi dai problemi sono nostri e mi può risolverli. Perché? Perché non sai anche cosa che voglia dire. E la signora Meloni, vabbè, era a comprare una casa a Roma da 750.000 euro intanto. E il signor Brunetta, che se ne sia un compagno di me, che è da vergognarsi, è da solo da vergognarsi. Io conosco quando era piccolo, conosco suo padre, so cosa che faceva. Suo padre era un banchetto ed era povero un caillou, da 250.000 euro e c'è anche in pensione. E se ne lontana di 70 che ne voleva. No, voleva, ma legge che permetteva Rinaldo. I guarda vergognarsi, si capito? Aiutare la povera gente, che è la prima roba che c'è da fare. Se voi che andiamo bene la povera gente, perché non si vive con 1.000 euro al mese. Cari politici, lo dice Rinaldo, vergognete. Chissà che il panettone vada di traverso tutto l'anno. Ciao Rinaldo, grazie, fammi andare avanti, ti sento bene, non arrabbiarti che sei appena uscito dall'ospedale, rilassati, respira, vai tranquillo, dai che ce la faremo. Ecco, qualcuno passerà anche fortunatamente, chissà che arrivino anche persone nuove, persone con più sensibilità, perché guardate che Mirella fino adesso ne ha visto veramente poca, ma veramente poca. Sono bravi a parlare, ma poi dietro c'è una medaglia che voi non conoscete, sono terribili, cinici, cattivi. Quello che ho passato io e che sto passando
quando voi non avete idea, solo perché faccio del bene non chiedo niente. Però si va avanti. Allora saluto Laura Groppo, vittima violenza, che voi conoscete, mi fa piacere rivederla. Grazie veramente Laura di essere qui. Saluto anche Annarita Secchi, coordinatrice, parleremo di Treviso, di carenze infermiere con lei perché è una cosa molto importante, specialmente le donne, poi sentiremo cosa ci racconta anche Annarita Secchi. Però vorrei proprio partire da te, Laura. Si può dire di no, Laura, qualche volta? Si dovrebbe dire di no? Ecco, e si dovrebbe dire qualche volta più sì alle persone che hanno bisogno, che sono in difficoltà. Tu sono passati tanti anni, hai cercato di raccontare, hai messo la faccia, hai impiegato tempo, però dopo ti sei decisa. Il problema è che queste donne ci mettono la faccia, fanno anche le denunce, ci sono anche le panchine, ma io sono convinta che non c'è il dopo panchina. La sicurezza per loro ancora non c'è. Cosa vuoi dire, Laura? Allora, il fatto di dire di no, io sono un po' come te, faccio fatica a dire di no, molta fatica a dire di no, e proprio per questo probabilmente ho subito quello che ho subito, perché oltretutto ho detto di no alla persona che avevo sposato e questa mi ha preso, come dire, a botte, oppure comunque si è posta sempre con atteggiamenti della serie comando io. Quindi si fa un po' fatica, si fa tanta fatica a dire di no in questo caso, forse perché abbiamo sempre all'interno del nostro animo questo senso di croce rossine, di poter, non dico salvare il mondo, però di aiutare in qualche maniera, ed è quello che ho provato a fare io, aiutando il mio ex marito ad uscire da una situazione mentale che si è trascinato dietro fin dall'infanzia e che in questo, come dire, ha compromesso tutta la nostra vita matrimoniale. Perché? Perché alla faccia delle persone che ci conoscevano eravamo la coppia perfetta, però all'interno poi della famiglia tutto il mondo dorato che si presentava all'esterno cambiava completamente faccia. E questo bisognerebbe veramente imparare a dire di no, a considerarsi specialmente come delle persone, non come degli oggetti di proprietà. Molto chiara, Laura, ti ringrazio. Sentiamo anche cosa ne pensa Annarita Secchi, prima di entrare nel tema lavoro, queste infermiere, queste donne. Sa, Annarita, io raccontavo delle ragazze, delle donne, anche di una certa età, che lavorano, ecco, all'interno dei supermercati, e mi ha colpito una in particolare che aveva un'enorme mortadella, ecco, che doveva tagliare, e poi la vedevo entrare e uscire dalle celle frigorifere. E gli ho detto: questo non è un lavoro usurante? Magari Mirella mi ha detto fosse un lavoro usurante. Tu pensa tutto il giorno cosa facciamo. Ecco, e noi pensiamo anche alle infermiere, a questa, se non ci fosse dovremmo inventarle. Ecco, quando sento parlare qualcuno male mi viene una rabbia, perché dico: ma cosa ti manca? Ma di cosa parli? Cioè non è, puoi pretendere che ci sia l'infermiere vicino al tuo letto 24 ore su 24 quando sei... Perché, ecco, si può dire di no, voi dovete anche dire di no, non potete essere dappertutto sempre, e soprattutto questa carenza di personale infermieristico. A cosa è dovuta, Annarita? E soprattutto se vuole dire qualcosa sulla violenza delle donne, perché anche questa è violenza psicologica, uno ti chiama in continuazione, c'è sempre qualcosa che non va, che vogliono che tu faccia di più. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, tutta la mia solidarietà alla signora Laura che ha appena parlato, assolutamente. E in questo momento parlo anche da operatore, perché io, oltre che essere una sindacalista, sono anche un'infermiera tuttora in servizio presso un pronto soccorso dell'azienda US2 Marca Trevigiana. Quindi purtroppo mi trovo spesso a dover affrontare queste situazioni, queste donne, queste persone che si presentano per appunto richiedere assistenza e cure dopo aver subito delle violenze per lo più domestiche. Insomma. Oggi sei qui come sindacalista, lo spieghiamo bene, perché siamo in par condicio, perciò oggi sei come sindacalista la nostra. Assolutamente, ecco, però mi sono collegata. No, devo stare attenta, sai Annarita, anch'io, perché la mia trasmissione è in par condicio. Prego.
Certo, per quanto riguarda appunto l'accenno che faceva signora Mirella della situazione della carenza di personale, sicuramente la situazione in Veneto riflette una crisi nazionale della professione infermieristica che è aggravata da un calo drastico delle iscrizioni universitarie. Qui in Veneto pensiamo che in questo anno accademico ci sono state punte del meno 48% a Verona e il meno 35% a Treviso e a Padova. A Treviso in particolare su 200 posti disponibili si sono presentati in 148 per accedere al corso di laurea in infermieristica. Pensiamo che poi c'è una dispersione media di 3 su 10 prima della laurea, quindi questi numeri vanno ancora abbassati. La carenza di personale infermieristico sicuramente è data anche da un sacco di dimissioni volontarie verso il settore privato o altre regioni o addirittura altri stati che offrono condizioni migliori. Entro i 10 anni quasi il 50% potrebbe cessare l'attività degli infermieri perché c'è un invecchiamento del personale e una imminente ondata di pensionamenti. Adesso in Veneto mancano circa 5.000 unità infermieristiche, ma entro 4 anni ne mancheranno almeno 9.000. Quindi fermo un sono dei secondo, numeri Anna Rita, se no mi cade il centralino che abbiamo una telefonata, ma poi riprenderemo subito. Grazie per i numeri che ha detto Anna Rita Secchi. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Allora intanto piena solidarietà alla signora presente in studio Laura. E naturalmente solidarietà alla signora che hai accennato poco fa, Mirella, con i bambini che non ce la fa. Ok? Ecco, pienissima solidarietà. Io però mi spingo oltre, Mirella. Allora, ascoltate quello che sto dicendo, dopo casomai datemi delle risposte. Allora, ieri abbiamo assistito a Trieste per l'ennesima volta un infanticidio. Una madre che uccide il bambino di 9 anni che ha saputo che naturalmente il tribunale ha diviso le due parti per non darglielo al marito. Lei si è accanita addosso al bambino, ok? Allora, io sento sempre in continuazione con questa gente che ammazza bambini, con questa gente che spara sono fragili. Non è niente vero. Le persone fragili non arriveranno mai a fare quei gesti estremi, ok? Ammazzare una persona vuol dire che tu sei un criminale. Bisogna chiamare le cose col proprio nome. È troppo comodo qua dire ma sì, che un puteo, tanto è fragile. Ma non è niente vero. La fragilità è un'altra cosa. Quella signora ha ucciso un figlio, è una criminale perché sapeva che voleva ucciderlo. Punto, fine, come quelli che danno la casa, fuoco alla casa, eccetera. Ma stiamo scherzando qua? Allora, o sono io che sono al di fuori della normalità, oppure qui un criminale lo facciamo passare per fragile. Per me quelle persone non sono da giustificare, sono criminali. Datemi delle risposte per cortesia. Arrivederci, buona giornata. Allora, abbiamo sentito le riflessioni di Maurizio da Conselve, ritorniamo da Anna Rita Secchi per concludere il discorso, poi risponderemo anche a Maurizio. Prego Anna Rita. Sì, allora un altro punto importantissimo che determina questa carenza di personale infermieristico e di iscrizioni ai corsi di laurea è la scarsa valorizzazione, per non dire proprio nessuna valorizzazione, e la retribuzione non competitiva rispetto anche a una media europea. In Italia lo stipendio medio di un infermiere lordo all'anno è di 32.400 euro, la media OCSE è di 39.800, quasi 40.000 euro. Siamo al terzultimo posto in Europa come stipendi per la professione infermieristica. La carenza è dovuta anche a una crescente domanda assistenziale dovuta all'invecchiamento della popolazione. Parlo nello specifico del Veneto. Entro il 2030 qui in Veneto gli over 65 saranno il 30% dei residenti, quindi vi immaginate l'aumento che ci sarà di necessità di cure infermieristiche, di assistenza, con un rapporto di 6,5 infermieri per 1.000 abitanti contro i 9 infermieri per 1.000 abitanti della media europea. Come possiamo garantire una assistenza adeguata che, come vediamo dai numeri, sarà sempre maggiormente richiesta.
Ci sono delle misure regionali che stanno andando avanti, però purtroppo queste misure sono un po' tardive, nel senso che sono diversi anni che si sta denunciando questa carenza di personale sanitario, in particolare infermieristico. E forse queste misure risultano un po' tardive. Adesso, per esempio, per il 2025 verrà erogato al personale sanitario un voucher di 350 euro da poter spendere su una piattaforma, che però non risulta sufficiente come misura, insomma, di attrattività per attrarre, insomma, cercare di contrastare questa carenza di personale che è sempre maggiore. Io volevo anche sottolineare come ci sia un rapporto molto evidenziato da diversi studi, dove viene appunto evidenziato che alti livelli di presenza di infermieri sono associati ad una diminuzione addirittura della mortalità dei pazienti ospedalizzati, mentre bassi livelli di personale invece sono associati ad un aumento della mortalità fino al 10%. Quindi senza infermieri il sistema sanitario non può funzionare, in quanto i medici da soli non potrebbero garantire l'assistenza continua ed il monitoraggio costante che i pazienti ricoverati necessitano. Quindi io veramente mi auguro che si prenda coscienza realmente della criticità che stiamo vivendo, ma che in futuro, se non si prendono dei provvedimenti assolutamente importanti e seri, potrà solo acuirsi. Allora, Annarita Secchi, io penso siano 4-5 anni che dico che c'era un progetto, una programmazione, qui sì hanno fatto la programmazione, di sviluppare in maniera incredibile il privato. Perché nel privato tu trovi tutto, subito e immediatamente. Allora io sono dell'idea che questa cosa l'avevano pianificata. Loro volevano e stanno arrivando a questo, togliere al pubblico e sempre di più far emergere il privato. Perché? Perché sapevano benissimo, visto le date che abbiamo, perché abbiamo le date di nascita, che la popolazione sarebbe invecchiata, ci sarebbero state molte richieste e allora, siccome siamo il parco buoi per tutti, hanno deciso che bisognava spremere. E come spremere? Non puoi col pubblico spremere. Io parlo a voce alta, tanto io non ho problemi di dire le cose che penso e che sento. Ecco, che questo privato ormai stia stretto. Avevano già tentato anche di fare i pronti soccorsi, avevano cercato di, non so se ci riusciranno, ma visto l'andazzo, poi sentire che questa sanità in Veneto è il numero 1, per carità, non dico di no, all'interno del pubblico però questo pubblico è sempre più in sofferenza perché, ma chi se ne frega, io dico sempre a Annarita Secchi di avere il letto d'oro, la macchina di ultima generazione, se non c'è nessuno poi che la fa funzionare e nessuno che mi guarda e mi cura. Ecco, io rifletto così. Annarita cosa dice? Assolutamente. C'è sicuramente anche una fuga proprio di professionisti infermieri verso il privato, perché questi possono garantire una retribuzione sicuramente maggiore in certi casi e soprattutto una maggiore conciliazione della vita-lavoro. Perché, come diceva lei Mirella, il personale nella sanità pubblica è sempre meno. Però cerca comunque di portare a termine, insomma, i compiti di assistenza verso l'utenza, però chiaramente questo provoca una enorme pressione, un enorme stress. Bisogna dire che la mancanza di infermieri a causa di tutto ciò compromette la continuità e la qualità delle cure. Quindi è necessaria un'azione urgente per invertire questa tendenza e garantire adeguati livelli di assistenza pubblica, come lei sottolinea, perché purtroppo il ricorso al privato è sempre più frequente, vuoi per la velocità di avere anche una prestazione sanitaria che in questo momento nel pubblico magari ha anche una tempistica importante per alcune persone che necessitano di esami, prestazioni insomma urgenti. Abbiamo Francesca da Padova. Vai Francesca. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Ho seguito adesso, buongiorno,
Ho seguito adesso il suo intervento quando ha parlato della sanità che sarà sempre più portata verso il privato. E infatti a tal proposito volevo farle presente del nuovo ospedale di Padova che verrà realizzato non si sa quando, perché ancora non c'è chi metterà i soldi. Comunque una struttura nuova, diciamo, quando abbiamo già un ospedale che purtroppo, come si è visto, non risponde più ai cittadini e non dà più i servizi che dava anni fa. Perciò è anche da pensare come sia possibile realizzare un'opera del genere quando c'è già qualcosa e si potrebbe sistemare la situazione con quello che c'è senza spendere ulteriori soldi, e quei soldi là pensare di spenderli appunto per il personale che si adopera all'interno dell'ospedale già esistente. Vedi Francesca, ecco, il problema è che devono spendere i soldi del PNRR. E siccome i miei progetti che più veloci per prendere i soldi sono il cemento, allora bisogna fare il cemento, no? Non capisci che è tutto studiato nei minimi particolari. Allora io volevo sentire, grazie Francesca del supporto che hai dato a quello che ho detto, Laura Groppo, ecco, questi investimenti che dovrebbero essere fatti anche verso queste persone che devono lasciare la loro casa ancora adesso. Io non so le nostre politiche, le donne cosa stanno facendo, perché ancora la donna che deve lasciare la casa, lo dico tutte le mattine quasi, ecco, senza nessuna più protezione, perché poi se va al lavoro è là che l'aspetta, lui sta tranquillamente nella sua casa. Ma non pensi, ecco, che questi traumi, ecco, dopo aver subito una violenza inaccettabile, terribile, tu sai di cosa parlo perché l'hai subita, poi il trauma di lasciare la tua casa, le tue cose, devi scappare con quelle poche cose che hai addosso per la violenza di questo uomo che intanto deve stare là in attesa del processo, bisogna vedere le denunce, poi se è un buon avvocato si trova sempre il cavillo. Avete sentito quel ragazzo ieri che ha ucciso tutta la famiglia, è già libero, tranquillo e beato, e l'avvocata ha detto non deve stare in carcere questa persona, non so dove sta, deve stare uno che ha ucciso un'intera famiglia, che non torneranno più, che ha tolto la vita ai suoi cari. Però avete capito come funziona? Ecco, cosa vuoi dire Laura? Proprio per questa aggressività che da sola non puoi fermare, però sarebbe lui che dovrebbe essere portato via, preso e portato via in un centro di recupero, non la donna portata via con i figli. Pensate ai bambini, ve l'ho raccontato quello che ho vissuto io con queste creature che scappavano da queste case, che volevano andare a casa. Prego Laura. Allora, anche a me è successa esattamente la stessa identica cosa, perché quando è successo il tutto, l'ultimo fattaccio che ho chiamato i carabinieri, effettivamente il mio ex marito è rimasto nella casa e me ne sono andata io. E questo è stato un ulteriore schiaffo. Perché? Perché effettivamente sono loro da allontanare. Sono questi uomini da allontanare. Allora io non avevo nemmeno figli, io ho una figlia sola, non avevo figli minori, quindi mi è andata bene, tutto fatto, però comunque ho dovuto mollare tutto quanto e andarmene e poi far intervenire i carabinieri, perché la mattina stessa del giorno dopo lui aveva già cambiato le chiavi della serratura, quindi non potevo nemmeno accedere. Ecco, e quindi la mia situazione è un po' particolare, ma io ogni volta che sento determinate situazioni, anche peggiori della mia, sì, purtroppo io rabbrividisco e penso sempre che mi è andata bene, che sono stata fortunata, perché sono riuscita a denunciare, pur con gran fatica, dopo tanti anni dell'aver subito. Non sono cose molto semplici delle quali parlarne e delle quali ancora sento la ferita dentro, nonostante tutto che siano passati tanti anni, perché questo accade nel 2016, quindi parliamo di parecchi anni fa. Quindi mi immedesimo sempre in queste persone che scappano. Bisognerebbe veramente allontanare questi uomini. Però rabbrividisco, lasciatemi passare questo termine, quando ho rabbrividito
Quando ho sentito in una sentenza che è stata data la motivazione di attenuante all'uomo che aveva, non mi ricordo se ucciso o meno, perché? Perché lei se l'è cercata. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ancora, con questi reati bisogna dare una motivazione perché l'uomo commette determinate cose. Cioè, a prescindere dal fatto che sia una donna, un bambino, un uomo o una donna, è un reato. Il reato picchiare, il reato uccidere, ma non si deve addurre al fatto è sconvolgente, che Laura, corro perché devo andare in pubblicità, devo sentire anche Vladimiro, che delle volte siano delle donne giudici che dicono questo. Certo. È sconvolgente questa storia. Vai Vladimiro. Esatto. È ancora più grave, esatto. Vladimiro? Una velocissima battuta su quello che ha appena detto signora. Signora, in primavera che sarà il referendum sui magistrati, ne approfitti. Ecco, mi volevo fare due ragionamenti che mi vengono in mente, ascoltando sempre varie notizie in continuazione. Avete detto poco fa che la sanità è qualcuno che tende a privatizzarla. Io non so se è vero, però ammetto che è verosimile, perché sentendo tante notizie, ma da tutta Italia, sì, la tendenza sembra quella. Io non capisco però una roba. Uno potrebbe investire in una sanità privata se la società ha soldi da spendere, ma l'Italia si sta impoverendo sempre di più. Cioè, io non vedo dove i privati riescano a pensare di avere un guadagno della sanità privata, appunto, quando che la gente è povera non si va a curare. Questo è un mistero per me. Secondo, ma questa tendenza a privatizzare, purtroppo, non è solo in Veneto, ma è in tutta Italia, perché mi sento notizie anche dall'Emilia Romagna, che è qua da 1400 chilometri, ma in tutto il paese, che i problemi che avevano gli altri in Veneto, chi più, chi meno, in maniera diversa, ma è presenti. Quindi non è un discorso di schieramento politico che si risolve mettendo al suo posto un altro schieramento politico, ma è un problema proprio del sistema che nessun schieramento politico, a quanto sembra, riesce a fermare. E anche qua non so capire come sia possibile che una società che si sta impoverendo, che tutti capisce che vuole la difesa dei diritti dei più deboli, che siamo anche noi altri che avremo 2.000 euro al mese, ugualmente che c'è qualcuno, qualche forza che è più forte anche dei schieramenti politici e sembra che riesca a imporsi. Cioè, queste due domande qua mi non so capire. L'Italia si sta impoverendo, eppure qualcuno riesce ugualmente a portare avanti il discorso di privatizzare, che speriamo che quantomeno sia convenzionale, almeno questo mi dico, cioè, fasina sta grazia, capito? Ma ecco, non so capire, cioè, ma chi è veramente, perché neanche il PD riesce a fermare, perché anche in Emilia Romagna, in Toscana, questi problemi. Allora, chi è che si oppone o chi è che impone? Ciao Mirella, buongiorno. Abbiamo sentito Vladimiro, prima di rispondere a Vladimiro devo andare in pubblicità. Allora andiamo a vedere anche questa giornata infermiere, poi la commentiamo con Anna Rita Secchi, risponderemo anche al nostro Vladimiro da Rovigo. Presenza, disponibilità, empatia, coraggio. Persone eccellenti, meravigliose, sempre presenti nel momento del bisogno. Sono solo alcune delle frasi raccolte tra i pazienti che hanno voluto esprimere così l'apprezzamento delle cure ricevute dal personale infermieristico durante la malattia. Testimonianze preziose, queste parole che curano, esposte al pubblico nei diversi ospedali dell'Uslotto Berica in occasione della giornata internazionale dell'infermiere. Sono bellissime frasi da leggere che comunque fanno bene, insomma noi infermieri, ecco, diciamo che sicuramente ci fanno piacere, scritte dai pazienti, quindi è una bella cosa. Il ragionamento è stato questo: di infermieri si parla soprattutto in numeri, quanti sono, quanti dovrebbero essere, quanti ne mancano, il loro stipendio, i turni, gli orari, le difficoltà. Abbiamo però immaginato che la professione dell'infermiere è una professione che comunque è fatta di azioni, di parole, di gesti e di contatto con i pazienti.
Questo suscita emozioni in chi svolge questa professione ed emozioni anche in chi riceve l'assistenza. Il messaggio i cittadini l'hanno capito molto bene, sostanzialmente ci riconoscono un ruolo importante e di vicinanza che non è secondo a nessuno. Adesso questo messaggio lo deve recepire la politica, che non ha ancora fatto abbastanza e che si è dimenticata di chi siamo stati in un'epoca precedente e che alle promesse deve far seguire i fatti, perché di fatto a oggi questa bellissima professione rischia di svuotarsi. Allora, Anna Rita Secchi, come commentiamo e come rispondiamo al nostro Vladimiro da Rovigo? Prego, Anna Rita. Sì, per fortuna che c'è anche qualcuno che riconosce e che apprezza chiaramente l'operato di infermieri e comunque anche gli altri operatori sanitari. Ci mancherebbe altro, ed è proprio grazie alla buona volontà di questo personale, che è sempre più risicato, è sempre più messo sotto pressione, che va avanti comunque la sanità pubblica, perché ricordiamo che gli infermieri sono una parte importantissima come numero, anche se non vogliamo parlare di numeri, della sanità pubblica, quindi veramente verrebbe a mancare una colonna portante della sanità pubblica. Certo, c'è questa, diciamo, riconoscenza per quanto riguarda le cure da parte della maggior parte dell'utenza, però dobbiamo anche ricordare che uno dei motivi per cui magari la professione non è più attrattiva è proprio quello delle continue e aumentate aggressioni al personale, non solo dei pronti soccorso ma anche di altri servizi e di altri reparti. L'Italia è tra i paesi dell'Unione Europea con più aggressioni agli infermieri. In Italia ci sono state più di 125.000 in un anno nel 2024, tra episodi denunciati e sommersi. Almeno un infermiere su 4 è stato vittima di un episodio di violenza fisica o verbale. Così si colpisce la sanità pubblica, che è già in sofferenza, ed è un fenomeno comunque sommerso, molto ampio, perché solo un caso su 25 in Italia viene denunciato. Che cosa bisognerebbe fare? Aumentare i presidi di sicurezza, fare formazione al personale e colmare le carenze, appunto perché la gente tante volte diventa aggressiva e diventa violenta proprio per magari lunghe attese, per stress legato appunto alla carenza del personale, che cerca di fare comunque del proprio meglio, perché questo bisogna riconoscerlo, insomma si cerca comunque di dare il massimo, però se il numero è esiguo chiaramente si cerca di dare precedenza ad alcune priorità. Gli infermieri non chiedono una protezione speciale, ma rispetto e condizioni di lavoro dignitose. Faccio un esempio: adesso la finanziaria ha diciamo, disposto 5.000 nuove assunzioni di infermieri, ma come dicevo prima, se questi infermieri non ci sono, dove li prendiamo? È inutile che la politica aumenti i numeri così per far vedere che aumenta i numeri, però se andiamo nel concreto poi questi infermieri non ci sono. Quindi, oppure trovare soluzioni tampone come quella dell'assistente infermiere, che con 500 ore di formazione mettiamo un operatore sociosanitario che, per l'amor di Dio, ha tutta la sua dignità professionale, però insomma ha un suo ambito di competenze. Non possiamo con 500 ore di formazione metterlo poi a fare delle attività che sarebbero anche prettamente infermieristiche. Quindi sì, certo, la sanità è in sofferenza, ma gli infermieri cercano di fare del loro meglio. Come questo è fuori discussione, Anna Rita. Abbiamo Paola da Padova. Vai Paola. Ciao Mirella, buongiorno a tutti, anche naturalmente i tuoi graditi ospiti. Allora, come in tutte le cose c'è il buono e il cattivo, e quanto nell'aspetto medico ovviamente il buono diventa buonissimo perché è una professione vitale ovviamente come per i dottori, e il non buono diventa cattivo pesantemente perché sei lì che soffre, e sicuramente per uno che non fa bene il suo dovere, che questo è scontato, 1 milione che fanno benissimo il suo dovere, però queste criticità ci sono, viste e vissute da familiari o personalmente.
Volevo dire la mia di questo problema enorme che è la sanità. I dottori e anche gli infermieri ce ne sono pochi e sono tutti nel privato, che naturalmente nel privato abbondano, non se ne manca, per via degli stipendi. Dovrebbero anche chi opera nella sanità mettersi un po' la mano alla coscienza, anche se si fatica. Se da una parte ti danno uno, dovendo lavorare 7 ore su 7 con i propri turni, dall'altra parte ti danno 10, prendevano un dottore come minimo, la visita privata va dai 200 ai 300 ai 350 euro a visita, moltiplichiamo per 15-20 e capiamo che andiamo a stipendi stratosferici. E non solo lo stipendio stratosferico, ma si tratta anche di qualità di vita, perché questi si scelgono giustamente, lavoro 10-15 giorni, i giorni che a me fanno comodo al mese, ho stipendio 3 volte e e posso saltare naturalmente sabato, domenica. Quindi credo che una mano sulla coscienza, lo Stato non potrà mai permettersi di stipendiare come nel privato. Dovremmo venire uno che si metta la mano nel portafoglio, lo Stato, noi cittadini, però che anche questi dottori che pretendano tutti di andare via in Rolls Royce e prendere 200-300 mila euro al mese, mettendosi una mano, uno nel portafoglio e l'altro nel cuore, forse potremo avere la sanità di un tempo. Grazie infinite e buona giornata. Grazie Paolo. Io volevo invece commentare quello che ha detto Vladimiro per quanto riguarda queste persone diventano povere, si dice che l'Italia sta passando momenti terribili, però allora ti dico io cos'è, siamo 60 milioni grosso modo di italiani e i poveri sono 6 milioni, almeno quelli che risultano. Tu capisci che ci sarà sempre qualcuno che riuscirà a curarsi. Pensa che io ho sentito una signora che accompagna un'altra persona al banco solidale, che anche lei poveretta non ha una pensionata ricca, anzi, ha detto: Mirella, io ho dovuto pagarmi nella sanità privata perché avevo dei dolori terribili, non ce la facevo a resistere. Avevo dei dolori lacinanti e non c'era verso che riuscissi a farmi fare la visita. Allora capisci che, Vladimiro, c'è qualcuno che le sa queste cose, che sa che può puntare. Non a caso hanno dei numeri importanti. Anche in tempo di guerra c'era chi moriva da fame, chi brindava champagne e caviale. Ci sarà sempre qualcuno che pur di star bene cercherà di pagare anche se i soldi sono risicati, perché i dolori quando li hai sono terribili e qualcuno lo sa molto bene questo, hai capito? Poi l'esame di coscienza che dice Paola, ognuno faccia le proprie riflessioni. Sentiamo anche Laura. Laura, ecco, queste ferite, perché ci sono vari tipi di ferite, ecco, questo supporto anche psicologico che dovrebbe essere dato alle persone fragili, ecco, noi vediamo invece completamente abbandonati a se stessi, questo padre che va a prendere il figlio, se lo porta a casa nonostante, ecco, questo problema mentale che avesse e nessuno lo aiuta, perciò io capisco questa mamma che si sapeva che aveva dei problemi ma nessuno pensa, perché non c'è il personale, non c'è l'aiuto alla famiglia, non c'è neppure il ministro della famiglia, non c'è e noi abbiamo sempre più bisogno di questo, perché quando vai in tilt non ce n'è per nessuno. Prego Laura. Sì, decisamente hai ragione, perfettamente ragione, e anche quella persona che ha telefonato dicendo che questa non è una persona fragile, decisamente non è la fragilità che viene intesa normalmente, ma si intendeva che purtroppo le parole hanno un senso, o per fortuna. Quindi il fatto di dire che è una persona fragile, in realtà probabilmente si intendeva che era una persona con delle problematiche, però purtroppo viene usata la parola fragilità in una maniera sbagliata, perché anch'io, quello che ho subito io, potevo sembrare fragile, ma in realtà non è una fragilità intesa normalmente, ma è un fatto quasi di disagio, nel caso mio magari di sottomissione. Questa donna doveva essere aiutata, e quando io ho sentito infatti di questo infanticidio, veramente anche prima sono venuti i brividi. Queste persone, è che purtroppo l'indifferenza
è tale che non ci si accorge, è tutto molto di fretta e si dà per scontato che la famiglia sia perfetta, che sia un luogo sicuro. Invece le persone devono venire aiutate. Quella mamma che ha seppellito in giardino i figli e che nessuno si era accorta, cioè ci sono mille fatti di cronaca che ci si stupisce di queste cose, però ci si stupisce dopo. Ma mai come prima. fai a non accorgerti che è incinta una persona, Laura? Specialmente quelli che sono vicini, ma come si fa a dire non ho visto, non sapevo? Allora andiamo a vedere questa mamma che uccide il figlio a Muggia e poi commentiamo. Sì. Si è consumato qui a pieno centro di Muggia, nello stabile alle mie spalle, il civico 3 di piazza Marconi, questo infanticidio. Una donna di 55 anni di origini ucraine ha sgozzato il figlio di 9 anni all'interno dell'appartamento, come detto, in pieno centro di Muggia in piazza Marconi. Una dinamica che ha mandato in profonda tristezza la cittadina di Muggia, uno scoramento anche da parte del sindaco Paolo Polidori, un'incredulità per un gesto così efferato e così orribile ai danni di un piccolo di 9 anni conosciuto nella comunità muggesana. Il fatto è da ricercare all'interno di una situazione familiare delicata e per certi aspetti complessa. La donna era seguita dalle politiche sociali del comune di Muggia. L'allarme è scattato attorno alle 22 quando il padre, un uomo triestino di 58 anni, non riuscendo a contattare né il figlio Giovanni né la madre Olena Stasiuk, 55enne di origini ucraine, al momento della riconsegna prevista per le 21, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti delle volanti e del commissariato di Muggia, con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento e hanno rinvenuto il corpo del bambino, che presentava ferite da arma da taglio al collo. La madre era in stato di shock e con tagli alle braccia, è stata soccorsa dai sanitari e portata all'ospedale di Cattinara. Le prime indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica e condotte dalla squadra mobile con il supporto della polizia scientifica, hanno permesso di attribuire le responsabilità del gesto alla donna, che avrebbe tentato anche di togliersi la vita. Il nucleo familiare, come confermato dalla questura, era seguito da anni dai servizi sociali del comune di Muggia. Una storia di quelle che mai si penserebbe che finisse in questo modo. Avevo parlato subito stamattina, abbiamo già avuto una riunione con i servizi sociali e quindi una situazione seguita ma non drammatica, per cui anche loro sono rimasti assolutamente spiazzati da questo dramma. Purtroppo una tragedia che ovviamente toccherà tantissime persone. Adesso ho detto subito, visto che la notizia sta andando avanti a una velocità impressionante, ovviamente di cercare di tamponare con i compagni di classe, con gli insegnanti, con il papà, e quindi cerchiamo di stare vicini il più possibile a chi ha bisogno in questo momento. La donna è in carcere in attesa delle valutazioni dell'autorità giudiziaria. Soltanto pochi giorni fa erano iniziati gli incontri definiti liberi tra la madre e il bimbo. In precedenza i due si vedevano in forma protetta alla presenza degli assistenti sociali. Superata questa prima fase si era deciso di acconsentire alla donna di stare con il figlio da sola. Giovanni era molto conosciuto nella cittadina perché frequentava i corsi di vela del circolo locale e giocava nella scuola calcio del Muggia. Io lo vedevo sempre con il papà, appunto non più tardi di sabato sera, e ieri sera venendo in Duomo, perché sono venuto alle 9:30 ieri sera a portare una cosa, l'ho incontrato proprio in via Dante che parlava però a quel punto ancora tranquillamente al telefono. Poi ho capito che stava cercando di mettersi in contatto con la mamma e col bambino, e senza riuscirci, perché chiaramente era già successo quello che ora sappiamo tutti, insomma, no? Beh, chiamare la famiglia è un po' azzardato, ecco, no? Cioè, sicuramente dei legami, però da tanto tempo deteriorati e segnati da una profonda fragilità, ecco, sicuramente un po' da tutte le parti. La mamma sicuramente l'ho conosciuta, l'ho vista tante volte, veniva da me in ufficio tante volte a chiedermi un aiuto per il lavoro, per l'abitazione, rendendosi benissimo conto che non era quello il problema, ecco, no? C'era bisogno di un aiuto dal punto di vista di accompagnamento più che psicologico, ecco, di una grande fragilità interiore e mentale.
Il papà anche lo conosco chiaramente, un grande affetto verso il bambino chiaramente. Non più tardi di sabato sera era una messa al santuario di Muggiavecchia, li ho visti, perché il bambino frequentava il catechismo nella scuola slovena, dove andava anche a scuola, si preparava quindi alla prima comunione. Un bambino dolcissimo, sereno, anche direi forse forgiato dalla sofferenza di questa situazione familiare così difficile e sicuramente sovrastimata per le sue capacità di bambino di viverle, ecco, no? Per cui che riposi in pace questo bimbo, questo angelo. Noi risponderemo come comunità cristiana con una veglia di preghiera, adesso sarà un po' da capire quando e come. Sicuramente una situazione attenzionata, ecco, no? Che ora colpisce al cuore la nostra comunità, sia perché riguarda un bambino ucciso dalla mamma, che è una cosa che non esiste. Ci sono due vite dietro questo, c'è la vita di questo bambino che ora se la vede il volto di Dio, ecco, no? Quindi se ne occupa il Signore ed è nelle mani più opportune. C'è la vita di questo papà che è completamente frantumata, distrutta, alla quale bisognerà provvedere, e c'è la vita di questa donna anche, che al di là di tutte le questioni giudiziarie che ci sono, è una persona e va curata. Allora, Annarita Secchi, abbiamo sentito questo parroco, ma quello che io mi domando, voi incontrate le fragilità, sapete, siete dei professionisti e se avete bisogno di supporto chiamate chi di dovere. Ma come si fa, Annarita Secchi, a lasciare un bambino, e non è la prima volta, a una donna con problemi mentali? Perché l'abbiamo detto, si sente, si sa. Come si fa a lasciare una creatura fragilissima che non può difendersi nelle mani di una persona che sai che può andare in tilt da un momento all'altro? E bisogna vedere quando parte questo tilt. Io sono convinta che queste persone che hanno questi problemi, quando incontrano i loro figli, perché li devono incontrare, io sono d'accordo che li devono incontrare, ma devono essere incontrati in situazioni protette. Ma come si fa a dare una creatura a una persona che non è guarita, che ha dei problemi mentali? Cioè, vogliamo smettere di girarsi dall'altra parte e questi bambini vanno protetti in tutti i sensi? Ma cosa vuol dire? Non era più una situazione di protezione, ma era libera di portarselo a casa. Ma chi è che ha deciso questo? E in base a cosa si decide? Ecco, come la vede? Mi scusi, ma veramente quando mi toccano queste figure fragili io non riesco a capire, perché si potrebbero fermare. Non si possono lasciare così sempre. Chi è che decide? Ecco, una persona dice che questa persona poteva tranquillamente portare a casa questo bambino, perché guardate che in tribunale la parola di servizi sociali vale più della tua, della mia e di tutte le altre. Prego, Annarita. Sì, di fronte a queste tragedie veramente rimaniamo tutti attoniti e ci chiediamo perché succedono queste cose. Io non entro nel merito, perché poi ogni situazione di questo genere va valutata nella sua complessità, quindi non mi sento di esprimere proprio dei giudizi, però sicuramente la malattia mentale è difficile da comprendere, cioè è veramente una cosa, perché un conto è vedere una persona con una gamba fratturata, ingessata, la malattia mentale non si vede, però crea queste profonde problematiche che purtroppo a volte degenerano in queste situazioni. Adesso io ripeto, non entro nel merito delle persone, del personale, dei professionisti che hanno valutato questa situazione. Sicuramente ti viene da pensare che magari sia stata sottovalutata la situazione, però ripeto, non voglio entrare nel merito, ci saranno chiaramente tutti gli accertamenti se ci sono delle responsabilità, e poi la giustizia farà il suo corso se verranno evidenziate appunto queste responsabilità di cui si parla, e ognuno risponderà di quello che ha fatto o di quello eventualmente che non è stato fatto, assolutamente.
Sicuramente in questo momento, come diceva anche durante l'intervista, insomma, bisogna adesso pensare a questo papà devastato e a tutta insomma, la famiglia, a tutta la comunità colpita da questa grande tragedia. Vede Anna Rita Secchi, io purtroppo seguo queste realtà e sono veramente impaurita da quello che sta succedendo. Ieri ho visto e ho sentito Maria Luana Calabresi che aprirà una struttura sabato proprio per queste persone, perché lei dice non si possono lasciare da sole, vanno seguite attimo per attimo. Siccome questa struttura, noi strutture non ne abbiamo, lei ne ha aperto una. Ecco, un po' alla volta ha acquistato questa casa lei, perché lei sa cos'è il problema mentale e sta cercando di dare una risposta. Allora capisce che quando un addetto ai lavori come Maria Luana Calabrese dice bisogna attenzionare queste persone, non lasciarle mai sole, bisogna accompagnarle e sentire dopo che questa mamma poteva tranquillamente, quei problemi che avevamo sentito il parco, era chiara la storia, non è che fosse, e tu indipendentemente da anche quelli che si suicidano sembra che stiano benissimo, ma mi sorrideva, era tranquillo, chi avrebbe mai immaginato? Capite che quando uno va in tilt non ce n'è per nessuno e noi dobbiamo proteggere queste fragilità che sono questi bambini, questi figli che intanto dormono, vengono ammazzati oppure, cioè veramente io penso a loro perché non è giusto questa creatura a 9 anni perdere la vita dalla mamma. Pensate che trauma, Allora grazie Anna Rita Secchi di essere stata con noi, la sentiremo più avanti per vedere se il nuovo presidente della regione, perché è là che si giocano i soldi della sanità anche. Cerchiamo di non andare sempre a Roma, cerchiamo di stare più vicini, visto che sono le regioni che hanno una montagna di soldi da investire nella sanità, perché questa è la verità. Ecco, voi proteggete sempre tutto e tutti dovete anche capire che bisogna dire anche la verità, che le regioni hanno un potere enorme per quanto riguarda la sanità, le norme, i soldi, questo va detto. Sentiamo invece come ci saluta Laura Groppo. Laura, tu che sai cosa vuol dire essere fragili, queste creature che non si possono difendere, che qualcuno dice no va bene così, cioè dobbiamo attenzionarle, non c'è niente da fare. Prego Laura. Allora, intanto non dobbiamo girare la testa da un'altra parte e cercare anche noi di porre pochino più attenzione all'altro, a chi ci sta vicino, in modo da segnalare queste cose. E poi tutto ruota comunque attorno alla sanità, perché comunque anche questa persona che aveva bisogno sicuramente mancano risorse, ma risorse umane, non monetarie, per poter far sì che queste persone vengano protette, praticamente messe in protezione, messe in garanzia da non nuocere. Ecco, perché torno al mio caso, probabilmente anche il mio ex marito, avendo avuto delle situazioni familiari da bambino, probabilmente avrebbe avuto bisogno di qualcuno che lo curasse, non in maniera così drastica come questa donna, però che gli facesse capire qual era la strada giusta, l'educazione giusta, il rapportarsi con le persone in un'altra maniera e sentire di queste cose come questo bambino veramente straziante. Grazie anche a Laura Groppo di essere stata con noi, grazie ancora a Anna Rita Secchi. Pubblicità. Vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Deborah Marcon, segretario provinciale Sunia, che ringrazio tantissimo perché sono tante sempre le cose che devo chiedere a Deborah, perché come vi ho detto all'inizio, a Deborah Marcon del Sunia, Mirella non riesce a dire di no, cioè è una roba proprio terribile, però non voglio neanche farmi male, voglio che queste persone siano attenzionate dopo. E chi meglio di Deborah Marcon può aiutare in questo percorso, visto che sono i soldi vostri che io darò a questa persona grazie a questo 5 per 1000 per far respirare, perché ci sono dei minori. E questi messaggi che mi arrivavano a tutte le ore della notte mi facevano stare veramente male, in apprensione, visto quello che è successo anche a Muggia, ecco, perché quando una persona va in tilt
non sai mai cosa può succedere. Allora io farò respirare assieme a Deborah, che mi accompagnerà in questo percorso, per capire cosa sta succedendo. E ho anche detto, Deborah, che secondo me i soldi per i grandi concerti, per le mostre, per queste mostre milionarie specialmente, dovrebbero occuparsi il Ministero della Cultura, visto che abbiamo un Ministro della Cultura che di fondi penso ne abbia, forse anche le regioni, diciamo, per carità la cultura è fondamentale, l'arte ci mancherebbe, non dico di no, però io penso che i sindaci in questo momento dovrebbero fare altro, visto il problema che abbiamo e che hanno tutti, perché non è che ne tolgo qualcuno. Saluto anche un altro ospite gradito che è Fabrizio Masette, presidente Associazione Italiana contro i tumori Renzo e Pia Fiorot. Chi non conosce questa famiglia, questi nomi, veramente quello che avete fatto e che fate in continuazione, noi dobbiamo solo dirvi grazie, perché veramente fate un aiuto incredibile alle persone in difficoltà. Allora partirei proprio da Deborah Marcon. Allora, Presidente, segretaria, cosa ci dice di questo momento terribile? Ecco, questa sanità che purtroppo nel privato trovi sempre la possibilità di essere curato subito, ci sono medici, ci sono infermieri, però purtroppo prima Vladimiro diceva ma come si fa a dire che la sanità privata va bene visto i poveri che ci sono? Ho ricordato che siamo 60 milioni di italiani, 6 milioni di poveri, forse anche 7, ma una parte cercherà di curarsi anche se ha pochi soldi, perché il dolore, poi lo chiederemo anche al nostro Fabrizio Masette, quando hai tanto male, ecco, anche l'ultimo centesimo cerchi di trovarlo, perché veramente il dolore diventa insopportabile. Prego Marcon. Ma in realtà, per quanto sembrano due argomenti molto diversi, in realtà come sindacato inquilini noi troviamo un sacco di intrecci con le problematiche, diciamo, di ospedali, malattie, cose del genere. In primo luogo noi abbiamo tra i nostri inquilini dei dipendenti, magari attraverso cooperative, OSS, cose del genere. Gli stipendi non sempre sono sufficienti a coprire le spese di un affitto, quindi pur essendo lavoratori che lavorano nei nostri ospedali tutte le giornate, non riescono a sostenere il mercato e magari lo stress, la disperazione che loro devono sopportare per i problemi di casa, per riuscire a pagarla, per riuscire a trovarla in molti casi, per riuscire a trovarla in un posto vicino al posto di lavoro, che di solito le case vicino agli ospedali sono sempre quelle più costose. Poi ovviamente si va a ripercuotere anche su quello che possono fare all'interno degli ospedali, giustamente invece magari di accogliere con un sorriso, però spontaneamente devono fare fatica, perché dentro di loro hanno una sofferenza che fanno fatica ad esprimere, oltre a tutte le difficoltà che ne seguono. Però abbiamo anche inquilini malati e nel momento in cui uno è malato le spese aumentano e quindi magari è anche una situazione relativamente buona di partenza, per cui si riesce tranquillamente a pagare l'affitto, si riescono a pagare le spese condominiali, ma nel momento in cui aumentano le spese della salute la situazione può facilmente crollare. Questo non è semplicemente una questione di cure in sé, purtroppo ci sono tutta una serie di palliativi, una serie di integratori che migliorano drasticamente la qualità della vita delle persone e quindi le persone sono anche consigliate dai medici nel comprarle, nell'adottare tutte queste magari anche terapie che vanno fatte in centri specializzati, però sono a pagamento, anche in caso di malattie croniche non tutto viene coperto dalla sanità pubblica o viene coperto in parte. Persone che devono sostenere tutte queste spese, oltre alla fatica, alla pressione, perché comunque si tratta di una malattia che debilita, si aggiunge anche la preoccupazione per saldare tutte quante le spese, che debilita anche questo. Fondamentalmente abbiamo un sacco di questioni al limite o in realtà già vicine al crollo, che si salvano soltanto o perché si riesce a trovare l'aiuto dei comuni, magari con
con degli aiuti per l'affitto, cose del genere, oppure con la volontà di trovare un accordo da parte del privato nel momento in cui io ho qualcuno che non è nel pubblico ma è inquilino di un privato. È il privato che magari voleva la casa libera o voleva chiedere un aumento e decide di abbassare l'affitto o di aumentarlo meno di quello che, tra virgolette, sarebbe su diritto, perché si rende conto che la persona che ha davanti fisicamente non ce la fa. Allora andiamo a vedere invece adesso le locandine che ha portato Fabrizio Maset, Associazione Fiorotto, per capire l'importanza di questa associazione e come commenta, perché anche voi incontrate le fragilità, cercate di supportare le fragilità. Io dico sempre che se non ci fossero queste associazioni non so quanti italiani, quanti veneti riuscirebbero, ecco, a respirare. Ecco, vediamo le locandine, prego Presidente. Noi facciamo un'attività sul territorio che ormai è conosciuta, sono 40 anni che operiamo come associazione e oggi abbiamo, diciamo, una bella struttura, abbiamo una sede con ambulatori, quindi facciamo diverse attività. Volevo spendere 2 parole su quello che è il principio fondamentale. Noi ci occupiamo soprattutto di prevenzione, perché per molte cose è importantissima la prevenzione. Accorgersi in tempo dei problemi e quindi intervenire prima che sorgano i problemi o quantomeno riuscire a capire subito il problema, perché quando si interviene subito si interviene con maggior possibilità di successo. La prima parte quindi che svolgiamo è questa attività di prevenzione attraverso la formazione, i corsi. Adesso vedete per esempio Autunno in Prevenzione, è un ciclo di 3 serate di conferenze in cui si trattano i problemi, alcuni problemi specifici che vanno proprio dalla valutazione di della prevenzione per alcune forme tumorali, per alcune malattie, al problema anche, l'ultima conferenza è sull'alimentazione, perché l'alimentazione ha un ruolo molto importante. Certo. Parlava prima Deborah del discorso degli integratori. Sappiamo che il problema non è solo prima e quindi la prevenzione attraverso una sana alimentazione, ma è anche durante e dopo, perché il malato oncologico ha il problema di vedere risolte certe necessità anche alimentari. Certo. E quindi la funzione di certi integratori, di certe terapie è molto importante. Oltre a questo, poi l'assistenza è la fase successiva, perché quando uno incontra la malattia si trova prima di tutto spaesato, nel senso che gli cade addosso la montagna e non sa a chi rivolgersi, cosa fare, a chi chiedere aiuto. E noi vogliamo essere presenti su questo e per questo abbiamo tutta una serie di attività. Dagli ambulatori di prevenzione per le visite, per poter indagare prima i problemi, ma soprattutto all'assistenza successiva, l'accompagnamento dei malati, l'assistenza domiciliare per i malati, ma non solo l'assistenza ai malati, alla famiglia dei malati. Allora, il caso che le ho raccontato io di questa donna può rientrare in un aiuto che l'associazione Fiorotto può dare, visto che è una malata oncologica? Direi assolutamente di sì, nel senso che noi abbiamo, diciamo, la possibilità di attivare il consultorio psicologico per quanto riguarda il supporto, di attivare anche, diciamo, il gruppo medico per valutare se ci sono particolari esigenze, di valutare eventualmente l'intervento dei nostri volontari per l'assistenza, per dare una mano in famiglia, quindi assolutamente sì, è possibile. Cioè, l'importante è rivolgersi alla sede e avviare, diciamo, i contatti per poi vedere come organizzare. Vede, Presidente Maset, io dall'anno scorso, visto che tutte le mattine parlo di questi problemi, mi arrivano tutte le ore nel mio cellulare, nelle mail, in tutto, ho cercato forse di capire dov'è il problema. Che queste persone chiamano Mirella Sveglia Veneti, perché c'è il numero, insomma, l'impressione, mi vedono, sanno come mi comporto, cosa faccio con tutta la squadra che ho, però non hanno altri numeri. Allora, c'è qualcosa che non mi tornava, nel senso,
come mai queste persone, visto che abbiamo tutto questo mondo di volontariato, siamo in tantissimi, ognuno con un ruolo ben preciso, perché ognuno ha un ruolo ben definito, queste persone non conoscono. Allora ho iniziato con i medici di famiglia e ho chiesto loro, che li avevo ospiti, ma voi quando avete questo problema avete le associazioni che una volta che viene dimesso dall'ospedale, so anch'io che finché è in ospedale va tutto bene, non è un problema là, anche se là ci sono anche i volontari, anche là c'è il mondo del volontariato, ma lasciamo perdere. Ma nel momento che viene a casa questa persona, cosa ha bisogno? Ha bisogno della spesa? Sì. Ha bisogno di essere accompagnata a fare le visite? Sì. Ha bisogno di tante cose. Allora ogni associazione si prende il suo compito e aiuta questa persona. E i medici di famiglia mi rispondono, ma noi non abbiamo l'elenco delle associazioni. Anzi, addirittura uno era già responsabile di medici di famiglia, il dottor Gorini, lo dico perché l'ha detto qui davanti alle telecamere, ha detto, signora Mirella, una volta mi sono trovato a un tavolo per un problema molto grande di una persona che io avevo in cura e c'era un'associazione presente che mi ha detto ma noi al sabato e alla domenica non facciamo queste cose. E allora cosa fate qui a questo tavolo? Io ho bisogno anche il sabato e domenica, ma non ne avevo altre. E poi Masette, siccome adesso tutti facciamo tutto, alla fine troviamo i morti in casa, anche ieri un altro. Capisce che forse il ruolo del volontariato, e qua c'è qualcuno che deve coordinare, deve dire chi è, cosa fa e come può aiutare. Ma se i servizi non ci chiamano perché non ci piaci, perché vanno a simpatia molti, ecco, è una questione di simpatia, o non fai parte dei cerchi magici molto importanti, noi troviamo queste associazioni di volontariato che non sanno dove aiutare perché nessuno dà i nomi. Questo è il grande problema. Allora qualcuno si nasconde dietro la privacy, qualche assessore. Mentre ho avuto altri, ho detto no, non è vero, perché ci si siede attorno ad un tavolo e si cerca di risolvere il problema. Non pensa, Masette, che siamo in tanti ma troppo divisi, ognuno col proprio orto, invece di riunire le forze. Ad esempio ho chiesto oggi a Masette, lei può aiutare questa famiglia perché ci sono dei minori, lei è ammalata, come fa? Ma se lei non viene da me, io non la conosco, come faccio a sapere che questa associazione... Poi non mi sembra che siete invitati in tanti posti, che potete... Anche l'informazione per il sociale, io la sto facendo, io li invito tutti qua, perché non possono dire che non li invito. Ma nel momento che escono da quella porta, poi non si ricordano di quello che hanno detto qua. Molti, non tutti. Deborah, cos'è il sociale, specialmente per il Sunia? Questa comunicazione che fa fatica ad arrivare alle persone invece che dovrebbe essere fatta? Ma in realtà anche noi ci troviamo con tante persone che magari arrivano da noi quando non riusciamo più a risolvere il problema, se non dandogli il numero dell'avvocato, che magari erano situazioni che erano abbastanza facili da risolvere, però le persone ci dicono purtroppo io ho saputo che esisteva il sindacato inquilini l'altro giorno perché ne parlavo con una mia amica che mi ha detto che era venuta da voi. Io prima non sapevo che esisteva un sindacato inquilini. Io credo che sia come avviene per noi, sia anche come può avvenire per le associazioni, effettivamente questo sia anche abbastanza frequente. Poi ci sono in realtà dei comuni che proprio per ovviare a questo problema organizzano le giornate delle associazioni, le feste delle associazioni e quindi mettono tutte le associazioni del territorio in un unico posto o in un'unica piazza in maniera tale che la persona poi girando per la città le veda e le possa conoscere. Però non è che tutti i comuni ce le hanno. No, inoltre qua. dipende anche come viene. Ferma Deborah qua, ferma. Io ho partecipato, che è bella questa storia. Certo che il cittadino passa, ma è terrorizzato a fermarsi al banco, non tutti ma molti, perché hanno paura di firmare, hanno paura perché non conoscono. Ci sono le associazioni, e cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire che non ci conoscono? Io l'ho fatto anche col villaggio, in Restera, cioè passano, ma
tirano dritto, perché hanno sempre paura, perché il messaggio che è passato, fermati, compra, dammi, non è questo. Le persone devono conoscere cosa fa l'associazione, chi è, indipendentemente dal momento che esce, deve conoscere la realtà che non conosce, e la paura regna sovrana, perché hanno sempre paura di essere intrigati in qualcosa che non conoscono. Abbiamo Adriano da Campalto, poi andiamo da Masette. Vai Adriano. Sì, buongiorno Mirella e buongiorno ai suoi presenti. Ecco. Voglio dire una cosa, no? Lo Stato ci dovrebbe volere più bene, perché alla fine risolviamo più di qualche problema che loro dovrebbero risolvere, sinceramente. Se non avessimo le associazioni, certe cose non andrebbero sinceramente molto bene. Ecco. Quindi il discorso è anche questo, no? Prima ti ascoltavo, Mirella, per il discorso della sanità, no? A me dà fastidio, sono pienamente d'accordo con te che sinceramente abbiamo una regione, abbiamo parlato e discusso ancora l'altra volta, se la regione deve servire, se no cosa sta a fare il comune, la provincia, la regione, se dopo nessuno si prende le proprie responsabilità. Quindi dobbiamo avere anche un governo che ci dovrebbe veramente tutelare, rispettare queste persone che stanno svolgendo un lavoro al di fuori dei suoi, perché se uno è in pensione e dedica una settimana di lavoro, dovrebbero il governo stesso dire aspetta un attimo, aspetta che do una mano a queste associazioni, soprattutto alla regione, perché ha poco zaia di impedirsi la bocca, ma abbiamo le strutture migliori no, mi dispiace dirlo sinceramente, qui tanta gente, non è colpa solo di Zaia, ma quelli che c'erano prima si sono fatti gli affari suoi. Come mai il privato funziona? Il privato è stato fatto non solo con le persone, sono state fatte da politici e medici, perché ci hanno tradito. Queste persone qui hanno tradito gli italiani, è per quello che la sanità va male. Grazie. Quindi, Adriano, devo interrompere, se no non ce la faccio, troppo lungo, anche a parte che hai detto chiaro i tuoi concetti. Allora Basette, come commentiamo le parole di Adriano, che se non ci fosse il volontariato bisognerebbe inventarlo, e soprattutto la situazione regionale anche nostra? Noi abbiamo la fortuna come associazione di collaborare con tutte le associazioni, soprattutto, devo dirlo, con gli alpini, che ci danno una mano enorme. Anzi, scusi, ma sabato faranno la colletta alimentare gli alpini, tanto per dire. Sono bravissimi, molto efficienti, collaboriamo. Ho partecipato recentemente, si parlava delle manifestazioni delle associazioni a Conegliano, c'è stata la festa delle associazioni e c'erano tutti, dalle associazioni sportive, dalle associazioni ricreative, ma soprattutto le associazioni anche di assistenza alle persone. E quindi c'erano le associazioni per i diabetici, per i malati di Parkinson, di Alzheimer, c'eravamo noi, siamo stati anche premiati, 25 anni che siamo presenti. Ma anche giusto ogni tanto chi premia chi sì, il Comune da questo punto di vista ha un'attenzione notevole nei confronti delle associazioni e sa che ci siamo, sanno i comuni del nostro comprensorio, noi operiamo nella sinistra Piave, non siamo tuttologi e soprattutto abbiamo un campo di intervento diciamo abbastanza definito, che però devo dire, sentivo prima cosa state dicendo del caso di Trieste, noi siamo stati investiti proprio perché abbiamo un gruppo di consultorio psicologico molto valido che assiste proprio le persone anche nel dopo, con la scomparsa delle persone, siamo sempre più interessati ai problemi con i giovani. L'accompagnamento al lutto. Ma anche con i giovani. E con i giovani, bravo. Il problema dei giovani, avete visto il caso, l'ultimo ragazzo, 15 anni, che si butta dal ponte. Cioè, nelle scuole stanno avanzando questi problemi, cioè, questo disagio c'è. Le associazioni
sono chiamate a sopperire a tutti quei problemi che la pubblica amministrazione non riesce più a far fronte. Il nostro problema in questo momento, noi collaboriamo con l'ULSS a livello locale, collaboriamo con tutti quelli che ci chiedono, ma il problema è che vediamo sempre di più uno spostamento tra l'attività, diciamo, che dovrebbe essere di assistenza pubblica a quello che invece viene affidato al volontariato. Certo. Perché mancano le risorse. È appena successo a noi, avevamo un gruppo di medici che operava dentro nella nostra sede, medici di base, gli hanno tolto i fondi anche per l'affitto della sede. Cioè, queste difficoltà ci sono. Purtroppo il volontariato deve farsi carico di sopperire. Il problema è che il volontariato è fatto di persone diversamente giovani. Allora lei continua, come sento anche stamattina, a dire tutte queste associazioni. Certo, andiamo a vedere che ci sono dietro questi tavoli, ecco, questi gazebo. Sono tutte persone, a parte i rari casi, diversamente giovani. Allora io mi domando, Maseri, ma quanti anni è che andiamo nelle scuole a dire noi siamo questo, facciamo questo? E quanti volontari siamo riusciti a intrigare giovani che vengano? Neanche uno, perché nel momento che abbiamo terminato, siamo usciti da quella classe, il ragazzo se ne può fregare di meno. Allora io penso che il ministro Valditara, oltre ad arrabbiarsi, ecco, in maniera anche esagerata a mio avviso, per questa cosa che andrebbe fatta, che la fanno in tutta Europa, ognuno faccia le proprie considerazioni, io dico quello che penso, quello che vedo, dovrebbe preoccuparsi di capire che l'educazione civica deve essere fatta all'esterno della scuola, nel mondo anche del volontariato. Portare questi ragazzi a toccare con mano le realtà che ci sono nel territorio. Ma vuoi vedere che non riusciamo a intrigare questi ragazzi se li facciamo diventare protagonisti delle associazioni? Siamo talmente in tanti, possibile che non vi piace niente a sti ragazzi? Ma possibile che non vi piace niente di tutte le associazioni? Oppure non ci conoscono, si hanno capito, ma è un'altra cosa toccare con mano. Io ho detto ai medici non eccellenze, mi hanno detto che ho ragione di aprire di più gli ospedali, far entrare questi ragazzi, lo fanno certo, ma il professor Gerosa mi ha detto ha ragione Mirella, dobbiamo fare di più. Dobbiamo intrigarli di più. Possibile che non riusciamo a capire che questi ragazzi hanno bisogno veramente di scoprire dei percorsi nuovi? E dove è meglio dell'ospedale, dove tocchi la paura, la disperazione, la speranza, perché c'è un profumo diverso. Come vogliono emozioni forti, e gliele diamo? Ma perché non si fa? Masetta? Non è che non si fa. Prima avete visto una delle nostre immagini importanti, che è la campagna fatta ancora 30 anni fa a Fumamerlo. Quel disegno nasceva da un concorso nelle scuole. Cioè noi andavamo nelle scuole, proponevamo ogni anno un tema e a tutte le scuole che partecipavano, a tutte davamo un contributo per l'acquisto dei materiali, eccetera. E in più premiavamo i lavori migliori. Lo abbiamo fatto per alcuni anni, lo stiamo riproponendo adesso, nel senso che il nuovo Consiglio, che è in carica da maggio, vuole riprendere questa attività nelle scuole, ma devo dire che non è facile. E questo nasce da un problema, e questa è una mia valutazione personale da ex insegnante, che stiamo diventando sempre di più dei cittadini spettatori. Cioè, bravissimi a vedere cosa fanno gli altri, ad andare a vedere lo spettacolo, ad andare a vedere la festa, ma non a fare la festa. Io ho partecipato qualche mese fa a una festa organizzata da un gruppo di amici di un ragazzo che è scomparso. C'erano 40 giovani al lavoro che hanno gestito la manifestazione a Scomigo in modo fantastico. Allora, dico ragione io che devo intrigarli. Ce ne sono. Ma non possono essere...
Ma lei è stata un'insegnante, ma non possiamo fare tutto a scuola, Masetta. Non possiamo fare tutto a scuola possiamo fare certe cose. Nel momento che la scuola chiude, vogliamo prendere per mano questi ragazzi e chiedere loro: vieni che ti faccio vedere qualcosa, seguimi un momento e vediamo se c'è qualcosa che ti interessa. Perché non possiamo vedere, io mi siedo con questi ragazzi, Masetta, con quelli più terribili, io mi siedo con loro, Masetta, e li spiazzo, perché di cosa vuoi sta qua droga, quella è la prima roba, perché tutti li evitano, questa si sente sì, vuol dire che vuole qualcosa. Ma quando li guardi fisso negli occhi, proprio se non sono sballati, neanche che mi sento, ma dopo tanti anni riesco a capire se posso sedermi o no, e poi loro si aprono un pochino. E la racconto sempre, ma speriamo che qualcuno capisca. Un ragazzo ha detto: Madonna, ma che bello che sei, guarda come sei vestito bene. Mi guarda e fa: ma dai, ma certo, bellissimo. Sai che me li sono fatti io questi vestiti? Ma dai, ho detto, mi piace tanto, ho detto, la moda. Ma sì? Sì, ho detto, solo che stamattina sono andato a scuola e la prof mi ha detto: ma dove vai vestito così? Cambiati immediatamente. Cioè, Masetta, no, Masetta, scusa. Cioè, abbiamo anche questi. A me non ne me può fregare di quelli bravi che sono già bravi. Io devo attenzionare quelli meno bravi. Perché sono meno bravi? Cosa è successo? Ecco, quei bambini che dico sempre, con questi genitori violenti. Ma ci rendiamo conto che traumi lasciamo in questi ragazzi che non passeranno mai, che nessuno li accoglie, nessuno li accompagna Io ho sentito una ragazza di queste che è diventata mamma, ha cambiato città, il papà ha ucciso la mamma, è venuta qua in trasmissione, ha cambiato città sola completamente, scuola non ne parliamo e il trauma continua. Per fortuna che sono stata forte, che ho superato, ma di aiuti, Masetta, zero. E allora parole si fa, ma nei fatti riusciamo a capire che invece di parlare dobbiamo agire? Deborah Marcon. Beh, questo è un argomento più che altro per i colleghi del sindacato professori, però da quello che mi parlavano c'è anche una questione anche di non permanenza degli insegnanti, quindi nel momento in cui ho un professore che ha un contratto a tempo determinato, sa che è lì per 3 mesi, 6 mesi, poi finisce a casa e non sa neanche se l'anno dopo lo richiamano o se lo richiamano magari finisce in tutt'altra scuola, c'è anche poca possibilità di creare una relazione con i ragazzi, di creare delle progettualità che magari posso informarmi un anno, l'anno dopo magari li chiamo. C'è sempre anche tanta più burocratizzazione, certo. Quindi nel momento in cui un professore decide di impegnarsi per portare avanti un progetto, ci sono tutta una serie di limiti che in alcuni casi diventano un ostacolo nel momento in cui magari non c'è tutto quanto il gruppo insegnanti d'accordo. E poi questo ragazzino magari va a casa e sente i genitori che hanno lo sfratto, questa mamma, questo papà fuori di testa, soldi zero, mi dite come si comporta questo bambino? Allora già la scuola è un problema per loro, un problema per gli insegnanti che hanno il terrore di questi ragazzi. Io non so se qualcuno ha intenzione di fermare questi ragazzini, perché saranno 100 ragazzini. Se sono 100, state molto attenti, se sono 100, sono sempre gli stessi poi che girano, che si spostano. Cioè volete fermare questi ragazzini e insegnare loro che ci sono altri percorsi con lo sport, lo studio, la cultura, il mondo dell'associazionismo? O vogliamo lasciarli là e tengono in ballo i sindaci e le forze dell'ordine e i diversamente giovani che hanno paura di uscire e di incontrarli? Io l'ho chiesto a questi ragazzi, non vi dico cosa mi hanno risposto, non vi dico cosa, perché per loro non è così, non gira così. Quelli che non sono, che la droga non gli ha ancora bevuto il cervello, quelli io voglio salvare e li possiamo salvare perché sono piccoli. Sto parlando di 14-15 anni, non sto parlando, già a 20 è già un problema, ma a 14-15 possiamo recuperarlo, Masetta, portandolo in queste associazioni. Qua devi fare il volontariato, sbagli, adesso fai il volontariato, perché bisogna anche capire cos'è la messa in prova a sto punto, perché io ho dei problemi con la messa in prova e ne parlerò con i giudici. Cos'è la messa in prova? Come avviene? Da chi? Lei fa la messa in prova?
Nella nostra associazione no, non è possibile, nel senso che noi non possiamo impiegare persone minorenni, anche perché i volontari sono volontari che sono tutti formati. Sono i maggiorenni, Sì, ma i maggiorenni devono essere disponibili e formati. Quindi il problema di avere volontari che operano e che vanno in una famiglia a dare supporto è che devono avere la forza loro per dare il supporto. Non devono aggravare il problema. Guardi, io e per fare posso questo dire noi che li sono formiamo. bravissimi, la prego di fare formazione se vuole a queste persone, perché io ne ho e sono bravissimi. Noi ma veramente bravi, facciamo i corsi di formazione continuamente, abbiamo dei volontari che sono eccezionali, nel senso che sono persone di alta qualità. Allora corriamo perché il tempo è tiranno, ma sapete quante cose Mirella deve chiedere, deve dire per cercare veramente che qualcuno acceleri, visto che adesso abbiamo anche le nuove elezioni e la regione, guardate che è fondamentale, i soldi che arrivano dalla regione. Voi non avete idea quanti sono, per quello non voglio nessuno lasciare, nessun presidente vuole lasciare, perché là c'è il mondo. C'è il mondo di tutto, ecco, tu diventi il mondo in regione, lo dico io se qualcuno non lo sa. Allora andiamo a vedere invece questo disabile per un pelo non è stato sfrattato. Andiamo a vedere il servizio, poi lo commentiamo con la nostra Deborah Marcon. Ci siamo trovati a difendere uno sfratto a Mestre di un signore anziano di 69 anni con disabilità in una condizione di forte fragilità. In questo momento questa persona si trova in condizione di non poter essere autonoma e non potersi neanche alzare dal letto. Un cordone umano degli attivisti a picchetto in difesa dell'inquilino di Carpenedo che per morosità aveva un'ingiunzione di sfratto. L'uomo di 69 anni è un affittuale privato da tempo seguito dagli assistenti sociali per le sue fragilità non solo economiche ma soprattutto fisiche, una disabilità che nell'ultimo periodo l'ha costretto a letto. Lo sfratto ad opera delle forze dell'ordine è stato bloccato dagli attivisti. In assenza di servizi sociali e soprattutto in assenza di una soluzione alternativa. È una persona che ha fatto richiesta per l'ultimo bando di social housing e ha diritto per il suo reddito sia a avere accesso ai bandi ERP che a quelli di social housing. Nonostante questo sono arrivati alla sua porta per sfrattarlo, che disposti anche, a detta loro, a chiamare l'ambulanza per portarlo fuori di casa. Gli attivisti di Assemblea Sociale per la Casa che con questa azione ribadiscono il loro impegno sul tema dell'abitare. Le case pubbliche non sono a disposizione, sono chiuse, i bandi sono sempre in ritardo e non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno delle persone che avrebbero diritto, avrebbero bisogno di una casa. Gli affitti privati sono inarrivabili, è impossibile potersi permettere di vivere in questa città. Continuiamo a rivederci, continuiamo a contestare questa situazione, il diritto alla casa non si tocca. Ma guarda te, i giovani non ci sono, avete visto? Avete visto allora che se li intrighiamo ci sono? Perché non è vero che non ci sono, è che non li fanno vedere. Chi ha visto questo servizio di questa ragazza che si cura una squadra, perché ha parlato di un'associazione che sta difendendo una persona in forte difficoltà e fragile? Ma Deborah Marcon, è possibile avere un appartamento per una persona diversamente agile, come li chiamo io, un buco di un ente che dovrebbe anche assistenziale avere dei prezzi veramente, degli affitti molto bassi, che senza neanche vedere e capire che di fronte a una persona senza gambe, senza mani, che deve muoversi anche in maniera diversa nel momento che arriva a casa, le hanno dato un buco di appartamento con 300 euro di affitto. No, lo dico sempre, Deborah, perché devo anche dirle queste cose qua. Non le sembra che anche questi enti prima di tutto devono vedere chi hanno di fronte, ma cosa sono questi enti diventati? Cioè 300 euro un buco, ecco, appartamento vecchissimo, vecchio, distrutto anche, ha dovuto anche metterselo a posto un po', siccome questo è anche buono, dice mi arrangio io, poveretto. Ma cosa sta succedendo, Deborah? Anche negli enti preposti per aiutare. Ma allora, intanto c'è un problema tecnico, nel senso che, come si diceva prima, ognuno è sempre più staccato dall'altro. Quindi anche chi magari è in un ente che nel suo statuto ha l'attenzione sociale oppure dare case a prezzo inferiore al mercato, non è detto che abbia l'attenzione sociale
per gestire quelle che sono le persone che lì vanno a chiedere aiuto. Ma anche lì qual è il problema? Nel momento in cui parliamo di un ente che non è pubblico, giustamente si comporta come un privato. È vero che nello statuto ha alcuni vincoli, ma anche quelli li deve governare il CDA, che deve controllare, che deve verificare. Invece nel caso citato diciamo che si preferisce agire con il polso di ferro, evitando la discussione non soltanto con gli inquilini ma anche con i mediatori, anche con chi cerca di avere risposte, e questo sia come sindacati sia come inquilini da soli, sia anche chi vuole provare a risolvere problemi o a chiarire alcune problematiche che ci sono. Si dà per scontato che l'altra parte sia in torto, perché è povero, perché ha un sindacato, perché non ci si è fermati ad ascoltare qual era la domanda. Quindi magari ci si ferma ad alcuni comportamenti che sono bruschi, anche magari, o ad alcune parole dette sbagliate da persone che però sono in difficoltà, perché se no sarebbero nel puro libero mercato a pagare 800 euro. Quindi se sono lì per anche un affitto di 300 euro, vuol dire che problemi ne hanno, vuol dire che ci sono delle fragilità che vanno ascoltate. Io nel momento in cui sto gestendo un ente che deve avere a che fare con queste persone che nel libero mercato non ce la fanno, so che ok, non ho gli stessi vincoli di ATER, non ho gli stessi vincoli di un assessore sociale oppure di un assistente sociale, però devo comprendere che non sono quel padrone di casa che ha davanti una persona benestante senza problemi e che può chiedere quello che vuole. Allora andiamo a vedere un altro sfratto, famiglia a Treviso, via Alcide De Gasperi. Andiamo a sentire anche questo sfratto. Io sono una mamma, hai 2 bambini piccoli, io sto cercando una casa, io può pagare? È l'appello disperato di una mamma di 2 bambini di 9 e 5 anni ora senza casa dopo che i proprietari dell'appartamento dove vivevano in via Alcide De Gasperi con il marito da quasi 4 anni hanno cambiato le serrature senza informare la famiglia, approfittando della loro assenza. Un avviso di sfratto pendente da 3 anni, il 29 novembre la scadenza definitiva. Una situazione di precarietà lavorativa che non per questo ha impedito di pagare gli affitti. Raccontano che sono stati i proprietari nel tempo a dire che potevano non versare più la quota mensile. L'allontanamento eseguito alla presenza dei proprietari accompagnati da un avvocato. La resistenza della signora che per ore è rimasta in casa fino a cedere tra le lacrime e uscire in strada al freddo e al buio con i figli e un paio di valigie. Al fianco della famiglia una volontaria che l'ha ospitata per la notte. Però la soluzione non può essere questa. È anni e anni che stiamo cercando un appartamento per questa famiglia con 2 bambini piccoli e non si trova. Far passare il Natale in strada a una famiglia e col freddo non è il massimo, insomma. Uno sfratto legittimo secondo la legge ma non secondo l'umanità. Lo sfogo della volontaria che sottolinea come a Treviso ci sia un problema serio di accessibilità alle case. Il tema della casa è un'emergenza nazionale. Per troppo tempo non è stata gestita o non è stata gestita in maniera corretta. Abbiamo 2 ordini di problemi. Uno è la programmazione negli anni, ma parliamo dagli anni 80 in poi, quindi è inutile addossare le colpe ad un governo o ad un altro governo. Intanto la famiglia nelle ultime ore è stata ricevuta dai servizi sociali. E il nucleo è beneficiario, risulta tra i beneficiari dell'emergenza, quindi ci sarà un'assegnazione di un appartamento di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa. Temporaneamente verrà prolungata l'accoglienza fin tanto che l'appartamento sarà disponibile, calcoliamo 1 settimana, insomma, anche per attivare le utenze e renderlo abitabile. Allora, io mi domando se bisogna arrivare a questo punto prima di
visto che poi si trova, chissà perché quando arrivano telecamere fatti le cose arrivano subito, perché forse hanno paura delle elezioni, tutti in cerca dei voti. Allora quando arrivano le telecamere il problema si risolve, si segue, si sa, ma i problemi sono che sono anni, come diceva questa signora che ha cercato di aiutare, che si conosceva il problema. Allora bisogna arrivare a mettere la mamma su una strada con questi bambini al freddo di notte, per poi dire no, abbiamo cercato di fare, ci saremo. E anche ho detto un'altra cosa a Marconi, Deborah Marconi l'altro giorno, perché io vedo quello che vedo e sento quello che sento. Alle caserme Salsa che sono state ristrutturate era proprio necessario che dovranno essere consegnate alle associazioni di volontariato sportive, alla Guardia di Finanza, o sarebbe stato il caso di creare degli appartamenti, magari anche un ostello per i giovani, visto che abbiamo 2 università, non una, 2, che non riescono a trovare casa questi ragazzi, ecco, queste famiglie che hanno bisogno, oppure si cerca sempre di dare il via ai lavori per appartamenti a 5 stelle e le altre cose non mi interessano. Cioè pensate, è una città dentro la città di Treviso, ne abbiamo anche un'altra, ma questa è una di quelle dove all'interno di questa struttura enorme verranno messe le associazioni sportive, di volontariato, la Guardia di Finanza, come che se non avessimo altri posti da assegnare a questo e cercare di trovare il sistema e strutture che servono veramente, ad esempio appartamenti per le coppie a prezzi anche giusti, perché sono fondi del PNRR. Sono fondi del PNRR. Prego Marco. Allora, credo che i fondi PNR siano vincolati sulla base dello scopo per cui sono stati richiesti, però al di là dei fondi che sono arrivati, in realtà c'è una questione fondamentale. Io non ho fatto un piano grande sulla casa dal 72, perché l'ultimo era piano Fanfani. Poi nel corso della Repubblica, diciamo, io a un certo punto non soltanto ho eliminato la GESCAL, che era il contributo che ogni persona, ogni italiano dava nel momento in cui lavorava per costruire case pubbliche, e ho spostato chi deve gestire il problema a casa dallo Stato di Roma alla Regione. Ora, la Regione non ha mai fatto un suo piano Fanfani. Inoltre i contributi destinati all'abitativo sono sempre stati molto, ma molto inferiori, anche quando sono stati fatti, rispetto a buona parte delle altre regioni italiane. Quindi qua in Veneto, se la media, diciamo, nazionale è sul 4% di patrimonio pubblico, qua siamo al 3,4%. Consideriamo che dall'altra parte delle Alpi arriviamo al 30-40% di patrimonio pubblico. Quindi è ovvio che non c'è una risposta, ma attenzione, perché la risposta del pubblico serve anche a calmierare il privato, perché nel momento in cui io ho una offerta, diciamo, a basso mercato, io so che non posso chiedere quello che voglio, mi terrò un attimo i massimi più bassi, perché non c'è solo la mia di offerta, ma c'è un'altra. Esattamente, quindi ho molta più offerta, che mi permette tra l'altro anche di risolvere situazioni come quella che è stata appena segnalata, nel senso che se io ho un comune che ha così tante case a propria disposizione che ce le ha immediatamente disponibili, vengo a sapere della persona che rischia lo sfratto, magari riesco finalmente a intervenire prima che abbia lo sfratto esecutivo, e quindi dico ok, non puoi pagare, interveniamo noi, perché tempo magari un paio di mesi che ci sono delle cose da sistemare, delle cose burocratiche, perlomeno l'emergenza abitativa ti sposto direttamente di là. Invece ci sono i limiti per i numeri che si possono dare in emergenza abitativa, e comunque sono numeri che vanno tolti dall'ERP generale, che è troppo poco anche per quelli che sono sotto bando. E poi continueremo, perché ormai siamo in chiusura. Vorrei chiedere a Fabrizio Masette, questo presidente di questa importante associazione Renzo e Pia Fiorotto contro i tumori, quanto importante, si parlava prima della prevenzione, ma ne facciamo abbastanza, Masette? Oppure la donna è un po' più portata, ma l'uomo fa ancora fatica a fare prevenzione? Noi dobbiamo parlarne anche di questo,
È un discorso che affronteremo proprio nella conferenza di questa sera. Ah, non lo sapevo, A proposito, stasera tratteremo, c'è la conferenza sulla prostata, no? E la confronto con quella che c'è stata invece sul seno. I dati veneti dimostrano che per quanto riguarda, diciamo, la prevenzione del tumore al seno, gli screening a livello veneto siamo la seconda regione d'Italia. L'ho imparato nell'ultima conferenza. Viva le donne! E c'è, da questo punto, c'è una diversa sensibilità. Certo. Non c'è la paura delle donne ad approcciarsi allo screening. Nell'uomo dal punto di vista anche culturale c'è una maggiore difficoltà. E faremo qualcosa anche in questo senso. La conferenza che facciamo, assolutamente sì, noi lo vediamo, cioè normalmente quando l'uomo arriva dal medico molto probabilmente è perché la moglie, la mamma, la nonna hanno spinto ad andare a fare la verifica. Ma terrorizza così tanto? Ad esempio il pannolone, no? Io ho parlato con degli uomini. Sarà che noi noi donne nasciamo col pannolino e moriamo col pannolino perché ce lo portiamo avanti una vita, sto pannolino. Voi solo, no, parlo in generale, solo sentire questa parola terrorizza. Ecco, forse anche culturalmente, anche la persona di sesso maschile deve iniziare a capire che bisogna andare avanti anche culturalmente, progredire. Ma bisognerà pur parlarne, perché se povere donne devono, oltre tutto quello che hanno, anche cercare di curare anche il partner che non vuole curarsi, e poi diventa un problema per la famiglia. Perché diventa un grande problema. Prego, Masetti. E difatti il nostro problema lo vediamo anche dal punto di vista del numero dei volontari e del tipo di volontari. C'è una maggiore propensione delle donne all'assistenza. Sarà per una questione storica, sarà per una questione di formazione. Siamo nati Croce Rossini e Masetti, come che ha detto Laura Groppo, vittima di violenza. In famiglia purtroppo chi è che si fa carico di tutto e di tutti? La donna, storicamente. È da qualche anno che si parla del ruolo dell'uomo all'interno della famiglia, che non c'è più questo pregiudizio a vedere negativamente l'uomo che si impegna in famiglia o che si impegna in un'associazione sociale dove si vanno, diciamo, a toccare ambiti che storicamente erano sempre affidati alla donna, no? È una questione di formazione, e qua io mi permetto di dire una cosa, perché sentendo i commenti, i nostri problemi nascono fondamentalmente da un problema fondamentale che è di carattere sociale. Che cosa stiamo diventando? Ci stiamo americanizzando. Essere poveri negli Stati Uniti è una colpa, e quindi non dobbiamo stupirci se la gente, il povero, lo emargina, non c'è la volontà di sostegno. E poi è un problema anche politico. Se io do la casa alle associazioni e do invece un appartamento a una persona bisognosa, quanti voti sposto? Allora il problema culturale è: ma vogliamo essere una società solidale come eravamo, come è scritto nella Costituzione? Vogliamo essere la società che non lascia indietro nessuno, o vogliamo essere la società di chi ha lo yacht da 30 metri? Cioè, è qua la differenza. Non vedo da questo punto di vista miglioramenti e prospettive di miglioramento, anche perché i nostri giovani sono tempestati da modelli sociali dell'affermazione, affermazione economica, e adesso sta diventando anche l'affermazione della forza, della violenza, cioè quello che non si ha con la propria capacità, con la propria testa, lo si cerca col coltello, come sta succedendo nelle bande giovanili? Allora, Maset, io l'ho detto, 2 giorni che lo dico. La scorsa settimana sono stata a San Donà di Piave a vedere un musical bellissimo, Mercy, che racconta il libro di Papa Francesco, ed è stato realizzato questo musical proprio per far capire l'importanza delle parole di Papa Francesco. Più di 50 ragazzi hanno creato questo bellissimo, meraviglioso spettacolo, perciò i giovani ci sono.
Grazie alla San Vincenzo De Paoli di San Donà di Piave, a questa donna meravigliosa Gabriella Mauro e altre della sua squadra che hanno creduto per dare un messaggio di pace. Allora io mi sono ripromessa di portare avanti questo spettacolo perché Papa Francesco, anche se aveva promesso di andarlo a vedere, perché aveva capito l'importanza di quello che si stava realizzando, che sono messaggi incredibili di misericordia, le sue parole, è caduto dal letto quella notte, purtroppo, e non ha potuto. Però gli ha detto: proseguite, mettetecela tutta, e non riescono a trovare i fondi. Allora Gabriella, poveretta, ha cercato in tutte le maniere, perché ci credeva, ed è riuscita a farlo. Ma adesso bisogna andare avanti, perché questi messaggi di pace che danno i ragazzi non è che li vediamo tutti i giorni. Allora, se c'è questo musical, anche a Natale, che parla di pace, che fa vedere questi ragazzi quanto si impegnano, di integrazione, di inclusione, uno spettacolo bellissimo, io sono convinta che anche le associazioni devono unire le forze per portare avanti queste parole di pace. Naturalmente ci sono i grossi imprenditori, che li abbiamo anche qua, e dico sempre che magari un yacht in meno, un palazzo in meno e magari qualche aiuto di più anche a queste realtà, perché sono anche i loro figli e i loro nipoti. Non so se ci tengono a questo, per cercare di portare avanti questi esempi buoni, perché io non ne posso più di esempi negativi. Pochi che ci stanno offuscando la mente, mentre ne abbiamo tanti altri di belli che non fanno vedere. E ho iniziato a capire chi mi aiuterà in questo percorso e penso anche di aver seminato bene. Quanto è importante, poi chiudiamo Masetta, spero che Deborah rimanga perché ho un ospite che vorrei che lei interloquisse, che fa molto importante. Ecco, la prevenzione anche in fatto di speranza, di aiuto. Ecco, noi parliamo di tumori, finalmente se ne parla, parliamo anche di cancro, finalmente si parla, non abbiamo più paura, ma perché voi avete creato questa opportunità che è stato il mondo del volontariato. Prego. Nel nostro simbolo sotto cosa c'è scritto? Strada della speranza. Ecco. Perché possiamo solo impegnarci per far conoscere alle persone i problemi e attivarli. Perché io vedo che quando la gente conosce, se ne fa anche carico. Non tutti fanno finta di non vedere e cominciano a partecipare. E io vedo che chi si avvicina un pochino poi segue il percorso. Lo scopo nostro di entrare nelle scuole, di condividere, di fare le conferenze, fare la formazione, è esattamente questo. Cioè, anche i giovani, lei prima parlava dei giovani, secondo me l'importanza delle associazioni, diciamo, sportive per quanto riguarda i giovani. Certo. Un giovane che va in una squadra e che trova un ambiente sano si abitua alla comunità, alla collaborazione. È un'educazione che spesso in famiglia non puoi avere, a meno che non abbia 5 fratelli, 6 fratelli, mi spiego, ma uno che magari si trova, come adesso, figlio unico, e va a scuola, sì, c'è il momento della scuola, ma la scuola è vissuta come un ambito particolare. Ma invece la squadra di calcio, l'associazione sportiva è un modo per crescere il senso di comunità, di appartenenza. Ma cosa è qua da noi a fare sport, caro Masetta? Lo so. Perché è inutile che ce la giriamo, lo so. Perché non volta, tutte le famiglie... Una volta non era tempi, così, io andavo a giocare a calcio e non pagavo per andare a giocare. Iniziamo a capire cosa costa adesso per una famiglia che magari mica neanche agli occhi da piazza. Purtroppo. Ecco, si fa sport dalla quinta elementare, si riesce a fare qualcosa. Allora io ringrazio veramente tanto Fabrizio Masetta con questa fondazione, associazione Renzo e Pia Fiorot, perché contro i tumori ce la stanno mettendo tutta, facendo una prevenzione enorme. Questa sera a che ora cosa ci sarà? Alle 20:30 conferenza presso la sede dell'associazione in via Mel, e parleremo della prevenzione per la prostata, per il problema specifico della prostata, quindi agli uomini. Ecco, uomini partecipate, grazie Masetta, veramente grazie, buona giornata. Pubblicità.
Saluto un altro ospite gradito che è Gianluca Codognato, Comunicazione Adico. Ecco qua Gianluca Codognato, grazie di essere qui. È rimasta con noi anche Deborah Marcon, segretario provinciale del Sunia, per capire Gianluca cosa sta succedendo, queste famiglie che veramente non riescono più a capire cosa sta succedendo nelle loro tasche, nei loro stipendi, nelle loro pensioni, questa borsa della spesa che ieri ho detto l'altro giorno da un fruttivendolo, una signora si è rifatta a fare il conto, ha voluto voce per voce, ha detto no, non è possibile che abbia speso sta cifra. Ecco, com'è la situazione? Prego Codognato. Microfono? No, Codognato non funziona il microfono. Eccomi qua. Eccolo qua. Sì, scusate, sono un attimo in difficoltà. No, allora la situazione è pessima e proprio per quanto riguarda la spesa alimentare di cui hai parlato te adesso, secondo noi in questo momento è il tema centrale di questa situazione difficile per tantissime famiglie. E noi abbiamo fatto, a parte è venuto fuori ieri o l'altro ieri la ricerca Istat che ha mostrato come i prezzi siano saliti del 25%, i prezzi dei beni alimentari siano cresciuti del 25% dal 2021 ad oggi. E ricordiamo che nel 2022 c'è stata un'inflazione clamorosa che è arrivata anche ben oltre il 10%. Quindi in questo momento quando andiamo a fare la spesa è come entrare in una gioielleria, dicevo l'altra volta con il nostro presidente. E l'Istat, io invito le persone, se hanno tempo, di guardare il sito dell'Istat perché fa delle ricerche incredibili sulle spese delle famiglie e vengono fuori dei dati clamorosi, perché ormai una persona ha veramente 1.500 euro netti al mese per sopravvivere non bastano assolutamente. Fortunati chi li prende, tanti non prendono neanche quelli. E in questo momento la parte del leone la fa proprio la spesa alimentare, perché è quella che sta aumentando a una cifra ben superiore rispetto a quello che è l'inflazione normale. Quindi per noi la situazione è difficilissima. Ieri penso che possa farlo tranquillamente anche te, Mirella, in tante occasioni lo farai tantissime volte. Vogliamo che anche i cittadini ci lancino delle proposte, no? Per come affrontare questo tema del caro spesa, del caro carrello della spesa, perché il tema dell'aumento dei salari e delle pensioni è ovvio, ok? Quindi quello è il punto di partenza. Ma cosa possiamo fare ancora per aiutare i cittadini a fare una spesa, anche a risparmiare? Ad esempio, te lo dico subito, Codognato. Ieri ho avuto anche il direttore degli agricoltori di Padova. Dobbiamo accorciare la filiera, dare i soldi a chi lavora e non l'ultimo anello della catena che guadagna tutto. È semplice, lo dicono da anni. E questo bisogna fare. Mirella, sono d'accordissimo, infatti il primo tema è quello, ovviamente, quindi aumentare sostanzialmente i salari che sono fermi da anni e a rivalutare le pensioni in modo più dignitoso rispetto alla rivalutazione attuale. Il problema è che in questo momento, siccome non succederà a breve, spero che succeda presto, ma non so quando, anche adesso la rivalutazione delle pensioni sarà irrisoria, totalmente un'elemosina, per cui in questo momento cosa possiamo fare? Che strategie stanno adottando le famiglie? Noi una piccola idea la proponevamo, non so se sia attuabile, ovvero sarebbe bello che i comuni creassero dei portali nei quali i punti vendita, purtroppo volontariamente, mettano ogni settimana i prezzi almeno di 10-15 prodotti di prima necessità, in modo che una persona possa scegliere il punto di vendita più conveniente. In più, secondo noi, questo tipo di portale potrebbe anche avviare un ciclo virtuoso di concorrenza, perché secondo noi sulla questione prezzi al supermercato ci sono delle palesi speculazioni, perché non è che ci troviamo di fronte a situazioni che siano cambiate totalmente. Sì, ci sono situazioni internazionali drammatiche, ma c'erano anche qualche anno fa, quindi sì, ma Codognato, il problema è che secondo noi la borsa i punti della vendita spesa, parliamo delle bollette dell'energia elettrica che sembra che aumentino ancora. Io le persone che incontro dico per fortuna che non fa ancora tanto freddo, perché devo ancora accendere il riscaldamento, perché non è solo la borsa della spesa, è tutto il resto che veramente fa andare fuori di testa. Qui ho anche il rappresentante del Sunia, Deborah Marcon, come commenta le parole di Codognato dell'Adico? Io vorrei inserire l'affitto tra le problematiche principali delle persone per quanto riguarda le spese, nel senso
che la media di alcune persone che ho io è che l'affitto si prende il 90% di quello che prendono, quando non si prende l'80%, quindi vuol dire che il 10-20% quello che rimane deve andare nelle bollette, deve andare nel mangiare. Infatti tanti mi dicono sì, io non mangio, oppure vado a mangiare alla Caritas, vado a vedere se riesco a trovare qualcosa a banche alimentari, però cerco di pagare puntuale tutti i mesi perché so che altrimenti rischio di perdere la casa. Al momento non ho ancora avuto l'assegnazione nelle case popolari e quindi queste lunghe attese per avere qualcosa che poi avrà un affitto tarato sulle proprie effettivamente capacità economiche, però si risolve in tante persone che si affidano o alle svendite. Infatti ci sono anche un sacco di negozi che magari quello che è più vicino alla scadenza lo mettono scontato e allora le persone in difficoltà approfittano di quello, o i banchi alimentari o il Caritas o qualsiasi altro sistema per riuscire a avere un supporto, fra virgolette, nel momento in cui quello che io prendo non è sufficiente per tutto. E attenzione, perché io ho alcune persone che si trovano con l'affitto che gli mangia il 90% dello stipendio, che hanno ricevuto disdetta e cercano, ci sono soltanto affitti che costano ben più del loro stipendio. Allora andiamo a vedere anche Adiconsum, tariffe, energia e poi lo commentiamo con Gianluca Codognato. Ennesima truffa telefonica. L'allarme arriva da Adiconsum Venezia che dice di prestare la massima attenzione. Alla vittima di turno arriva una chiamata da un cellulare 347 882 5982 dove vengono proposti fantomatici gestori comunali dell'energia e si prospettano aumenti fittizi delle tariffe. In pratica i malintenzionati si fingono operatori ufficiali e spaventano gli utenti parlando loro di costi in crescita, puntando a far cambiare il fornitore. Siamo davanti a delle pratiche fraudolente, dichiara la presidente di Adiconsum Venezia, che violano le tutele previste dal Codice del Consumo. Ricordo che nessun ente comunale mai e poi mai gestisce in modo diretto la fornitura di energia. Non solo, continua, i cambi di fornitore devono avvenire con il consenso esplicito e informato, ma è anche un diritto del consumatore ricevere informazioni chiare, veritiere e complete. L'associazione dunque si raccomanda di non fornire via telefono i dati personali o bancari e di verificare sempre l'identità di chi chiama, anche perché basta dire un banale sì per far partire il nuovo contratto. Abbiamo Mirella da Riese. Ciao Mirella. Buongiorno, sono ospiti. Allora, guarda, sabato sono stata qua giù, che c'è il mercato di fianco dove abito, e ho comprato 3 gambette di radicchio tardivo, perché a me piace fare i ferri, mi piace, ecco, e così. L'ho comprato 3 gambette, 4,16 €. È una grande vergogna perché ho speso 11 € di 3 cose di stagione, non fuori stagione, di stagione. Non è possibile prezzi di queste peggio di una boutique e senza comprare la carne, senza comprare il formaggio. Grazie Mirella, molto chiara, prodotti locali, prezzi incredibili anche sui nostri prodotti locali a chilometro zero a volte. Allora sentiamo anche Codognato cosa dice del servizio che abbiamo visto e sentito e quello che ha detto Mirella da Riese. Prego. Sì, allora, non posso dire altro che confermo quello che è stato detto dalla Adiconsum, nel senso che noi in Adico praticamente, diciamo, la tematica che affrontiamo di più in assoluto è proprio quella riguardante i contratti attivati soprattutto a persone anziane, contratti non richiesti di luce e gas tramite strategie di vario tipo. Faccio un esempio molto semplice, molto legato a noi ovviamente. Noi avevamo una convenzione con un fornitore locale di luce e gas, l'abbiamo fatta nel 2022 per venire incontro alle richieste delle persone, dei soci che ci chiedevano aiuto, ed è appunto una convenzione molto vantaggiosa. Cosa succede? Che molto spesso chi ha fatto la convenzione ci chiama dicendo che è stato contattato
da un altro fornitore che gli ha comunicato che appunto il fornitore con cui abbiamo la convenzione è fallito, ha chiuso e che quindi devono cambiare fornitore. È un'enorme balla ovviamente, però purtroppo tanta gente poi ci casca e cambia fornitore. Poi ci sono persone che si trovano con un nuovo gestore da un giorno all'altro, con 2 bollette. È un mondo, Mirella, incredibilmente caotico, che è diventato caoticissimo da quando c'è stata la totale liberalizzazione del mercato. E devo dire la verità, assieme al telemarketing, chiaramente questo è un altro tema di cui magari che affronteremo prossimamente, assilla soprattutto le persone anziane, e noi veramente siamo in prima fila per chiedere anche alla futura giunta, che sappiamo qualcuno anche ha proposto l'assessorato agli anziani, che potrebbe essere anche un'idea, ma anche farei un tavolo permanente anche sulle truffe, soprattutto sulle truffe agli anziani, perché è una situazione che facciamo fatica a gestire anche noi, nel senso che ne succedono di cotte e di crude, e quando succede a una persona di 80 anni, 85 anni, c'è veramente da indignarsi, anche alle altre persone, però le persone molto anziane è veramente indegno, non so neanche con che coraggio certe Codognato, persone. e come adoperiamo la parola speculazione, visto che siamo il paese con l'energia più cara, con la benzina più cara rispetto all'Europa? Cioè, eppure si sanno i nomi e i cognomi dei speculatori, come mai non si toccano? Beh, evidentemente c'è l'interesse a non toccarli, evidentemente, perché magari chissà se qualcuno è anche collegato a chi poi ci governa o chi è in Parlamento. Perché chiaramente insomma chi specula certamente non è il poveretto, ma si tratta sicuramente di realtà importanti e quindi evidentemente anche legate al potere. Ti hai detto una cosa, tra l'altro, sempre come sempre, hai detto una cosa giusta sul questione del carburante, perché vedremo dal 2026 cosa succederà quando ci sarà il riallineamento delle accise del carburante, della benzina e del gasolio, perché già adesso i distributori di benzina stanno aumentando i prezzi e vedremo cosa succederà dal 2026. Anche in questo caso non c'è nessuna giustificazione agli aumenti, perché non c'è nessun aumento particolare del costo del greggio. Quindi queste sono speculazioni pure, ma anche al supermercato, Mirella, secondo me ci sono speculazioni, perché io non credo che veramente l'olio costi così tanto. Sì, l'olio è sempre costato tanto, ma adesso ormai, non so voi, ma io lo pago 10, 12, 15 euro un litro d'olio anche al supermercato. Quindi, Calma, un litro, 3/4. secondo me ci vorrebbero molti più controlli. Magari Ecco, fosse spero un litro. che inizino veramente dei controlli seri sui prezzi. E anche sulle sulla tariffe. quantità dei prodotti all'interno delle scatole, ad esempio mi diceva una l'abbiamo telespettatrice, denunciato più volte, la pasta è del diminuita, riso, i fazzolettini prodotti di in carta scatola. sono diminuiti, perché nessuno lo dice, ma la realtà è questa. Ma si conosce ancora così poco, Deborah Marcon? Le famiglie cosa dicono quando lei li incontra, cioè che parlano? Cosa dicono? Perché veramente poi alla fine paga sempre il cittadino, cioè il popolo bue, come lo chiamo io, tanto chi se ne frega. Sicuro il politico non ha questi problemi, ha le macchine di rappresentanza, hanno i bonus per girare con l'aereo, col treno, loro hanno tutti i bonus del mondo e noi dobbiamo pagare tutto, e non sono persone che non riescono neanche più ad andare a lavorare con la macchina. Questa è la verità, prego. Ma infatti secondo me c'è diciamo, un po' di problema di ascolto, nel senso che molto spesso si fanno proposte ma non si ascolta il target, diciamo, su cui poi quelle proposte vanno a ricadere. Si possono fare un sacco di cose in realtà, anche per calmierare i prezzi, non soltanto del mangiare ma anche degli affitti, come dicevamo prima. Però bisogna ascoltare qual è il problema e bisogna capire come sta funzionando l'intera società. Nel senso, se io decido che la mia politica è libero mercato, mercato libero tutti, ovunque, dall'energia agli affitti, al mangiare, tutto quanto, io devo prevedere che ci sia una parte consistente di sociale che serve a salvaguardare quelle persone che non ce la fanno. Perché altrimenti, nel momento in cui io decido non ho abbastanza soldi, non ho abbastanza volontà, non ho esperienza magari per impostare il sociale in maniera tale da creare una rete che mi vada a salvare tutti quelli che non ce la fanno, io devo tagliare il libero mercato.
Nel senso, io devo fare in modo che non ci sia solo il libero mercato. Per esempio, per quanto riguarda la questione dell'energia, ci sta il mercato tutelato per le persone più fragili, per le persone più anziane. Ovviamente dovrebbe essere più diffusa l'informazione che c'è, per esempio in quel caso. Io non mi occupo di queste cose perché faccio esclusivamente affitti, ma i colleghi di Federconsumatori hanno tante persone che si lamentano dei prezzi alti di energia, eccetera, eccetera, fanno un paio di domande e poi dicono sì, ma lei può tranquillamente ritornare nel mercato tutelato, basta fare così. Però la persona da sola non sapeva nemmeno che esisteva questa possibilità di essere tutelata. Quindi non deve essere un ruolo questo qua almeno dei servizi sociali che dovrebbero loro informare e sapere, visto che hanno i nomi e i cognomi quasi sempre delle fragilità, aiutarli a fare un po', perché non è possibile che queste persone escano da questi servizi sociali quando li trovano, perché anche loro col personale sono pochissimi, non hanno risorse, ma almeno delle informazioni corrette, no? Che se ne deve cercare questa povera persona che, a parte che non riescono neanche ad operare questa nuova tecnologia, perché diciamo la verità è una fetta di popolazione, quella diversamente giovane, lasciamo perdere, però sono delle informazioni importantissime. Chi è che le deve fare questo? Non è forse il sindaco responsabile della salute dei propri cittadini o c'è qualcosa che non torna? Però là ci sono due problemi, nel senso che qualcuno magari non ha mandato ai servizi sociali o dal sindaco e poi dipende anche da chi fa il servizio sociale, perché noi, ma anche i colleghi di Federconsumatori, ne abbiamo avuti tanti rimandati proprio dai servizi sociali, che magari erano situazioni che potevamo gestire o i colleghi potevano gestire, e quindi, fra virgolette, c'è stato un momento di collaborazione col servizio sociale che ha intercettato la persona e ha detto: guarda che c'è questa lista di associazioni che potrebbero spiegarti meglio come risolvere la tua problematica. Però almeno a me sono arrivate anche persone che dicevano: io in realtà sono andata a servizio sociale, ma c'era una persona che secondo me non era la professionista che faceva servizi sociali, magari era una cooperativa, magari era qualcun altro, ma non ha saputo dare tutta una serie di informazioni perché magari non ce le aveva neanche lei, non era stata formata. Deborah, che il servizio sociale di Treviso, un addetto ai lavori mandi una persona che cerca casa dalla Mirella al Banco Solidale, vai là a vedere se riescono a darti una mano. Non può funzionare così, non deve funzionare così. È logico che la persona fa fatica ad arrivare ai servizi sociali, trova sempre chiuso. Non eravamo abituati a questa povertà che è arrivata e si è impadronita di quello che era il ricco ex nord-est. Cioè noi non abbiamo quella cultura ed è anche difficile perché siamo chiusi, ci vergogniamo. O sbaglio, Codognato? Sì, Mirella, ovviamente non sbagli. Volevo solo tornare sulla questione del mercato della maggior tutela, del mercato dei vulnerabili. A mio giudizio è il fornitore che deve specificare al proprio cliente in modo molto chiaro: guarda che tu, se vuoi, soprattutto magari perché sei un over 75. No, Codognato, quando arrivano ste robe ditemi se riuscite a leggere queste cose. Ma infatti bisogna, sì, assolutamente dovrebbe essere una comunicazione chiarissima, cioè la prima pagina dovrebbe essere scritta in grandissimo: lei può richiedere di entrare nel mercato di maggior tutela perché è un soggetto vulnerabile, appunto come l'over 75. Quindi secondo me questa è un po' una responsabilità dei fornitori, e confermo che anche da noi molte persone arrivano e abbiamo noi un servizio di lettura gratuita delle bollette condotto dalla società con cui abbiamo fatto la convenzione. Molte persone non sanno di avere i requisiti per essere nel mercato dei vulnerabili, nell'ex mercato tutelato. Non lo sanno, Quindi è ci sono vero? delle mancanze clamorose anche da Sono parte d'accordo, dei fornitori Codognato. che hanno tutto l'interesse che restino nel libero, ovviamente. Posso, Mirella, chiedere una cosa? Prego. So che è inusuale, alla rappresentante del SUNIA. Tra l'altro è una denuncia che ha fatto spesso anche lo SPCGL. È vero che anche molti anziani vendono la nuda proprietà per
poter tirare avanti e arrivare a fine mese, perché secondo me è un fatto gravissimo, cioè pensare a un anziano costretto a vendere la propria casa, rimanerci dentro fino alla morte, per carità, però per arrivare a fine mese. Adesso magari non è competenza proprio del Sunia che si occupa di affitti, però non so se vi risulta anche a voi questa situazione drammatica. Noi in realtà direttamente ne abbiamo avuti pochi casi del genere, perché generalmente se vengono da noi proprietari è perché hanno problemi con l'amministratore di condominio fondamentalmente, quindi, oppure devono fisicamente fare un contratto di affitto. Di proprietari puri con problemi di proprietari, secondo me è più facile che vadano dal sindacato proprietario, appunto, che parlino con lo SPI, visto che si tratta di anziani. Però al contrario, fra virgolette, noi abbiamo visto un sacco di persone che cercavano magari un'abitazione da comprare perché non riuscivano a trovare niente come affitti, e trovavano le nude proprietà. Quindi spieghiamo cos'è la nuda proprietà. Allora, guardate che tanti non sanno mica cosa vuol dire queste cose, perché nessuno le spiega. Cosa vuol dire nuda proprietà, Marco? Allora, in realtà fondamentalmente, se io ho una casa, ho il possesso delle quattro mura e ho di tutta la parte di oneri e onori che fanno parte dell'abitazione. Cioè, per esempio, se l'affitto, ricevere l'affitto, se ci vivo, poterci vivere, poter fare quello che voglio all'interno, se la voglio vendere, che devo prendere io i soldi, se non so, devo pagare l'IMU, la pago io l'IMU, perché tutto quello che riguarda oneri e onori. Io ho la possibilità di staccare queste due cose. Nel momento in cui io sono l'unico proprietario delle quattro mura, sono il nudo proprietario. Nel momento in cui io ho soltanto gli oneri e gli onori, sono l'usufruttuario. Moltissimi casi di questo tipo lo vediamo per esempio con le persone che vogliono, anche lì diversamente giovani, che vogliono gestire le questioni ereditarie senza di aspettare, fra virgolette, di essere venuti a mancare, perché magari non vogliono casini tra i figli, quindi si tengono magari l'usufrutto delle proprietà, ma già danno la nuda proprietà a un figlio e la nuda proprietà all'altro figlio, in maniera tale da tenere le cose divise, perché nel momento in cui io vengo a mancare, viene a mancare, si chiude l'usufrutto e quindi il nudo proprietario diventa l'effettivo proprietario dell'abitazione. Avete capito? Ecco, queste cose sono convinto che molti a casa non le sapevano. Io sono convinta di questo. Allora, Codognato, ma siamo in chiusura quasi. Cosa vuole dire? Ecco, che messaggio come Adico vorrebbe dare, ecco, ai prossimi politici che vedremo? Non so se ce ne saranno di nuovi, perché mi sa che gira e gira di nuovo, vedremo poco, ma almeno a svegliare quelli che andranno al potere su queste poltrone importanti. Prego, Codognato. Io vorrei invitarli adesso sembra populismo, però vorrei invitarli ad andare al supermercato a fare la spesa, a parlare con la gente, a capire come vive veramente la gente, perché io credo che non se ne rendano conto, mi dà questa sensazione rispetto a quello che poi viene fatto anche a livello di legislazione, perché il momento in cui io penso che con 20 euro in più al mese ho risolto il problema delle famiglie, vuol dire che ho capito poco di quello che sta succedendo, e quello che sta succedendo è drammatico. Uso questo termine esagerato, che può sembrare esagerato ma non lo è. Quindi, signori politici, anche futuri amministratori della nostra giunta, andate a fare la spesa, parlate con l'anziano che è dal fruttivendolo e chiedetegli se per lui è un problema sborsare 10 euro per 2 mele e un'insalata, e parlate con la gente, perché credo che sia quella l'unico modo per poi intervenire a livello politico, perché se stanno là seduti in queste belle stanzone senza conoscere i problemi della gente, non cambierà mai nulla, a mio giudizio. Sentiamo anche Deborah Marcon cosa vorrebbe dire, ecco, ai nuovi politici, quelli che si affacceranno specialmente in regione. Anche io sono d'accordo con quanto detto dal Presidente di Adico, aggiungerei anche con i sindacati, perché non siamo zecche rosse che urlano, strepitano e non vogliono
che le cose che pretendono. Noi ne sentiamo tanti durante il giorno, continuiamo ad avere anche 10 persone al giorno per sindacalista. Con problemi enormi. Sì, quindi ne abbiamo sentite tante anche di persone che magari non sono facilmente intercettabili, e quello che è il nostro compito è proporre, discutere. Ci sono dei piani, ci sono dei punti di vista. Secondo me tavoli, per quanto si dica che vabbè sono soltanto tavoli, in molti casi hanno portato davvero a dei risultati concreti, perché noi magari proponiamo un problema e alcune soluzioni, si mettono a sistema con quello che è il tessuto locale, si mette a sistema con quello che può fare l'amministrazione, si mette a sistema con i fondi che si possono recuperare in qualche maniera, generalmente dall'Europa, perché purtroppo da altre parti fanno molta fatica ad arrivare, se anche ne arrivano, però si cerca di risolvere un problema alla volta. Non siamo qui per urlare, fare casino, essere cattivi, siamo qui perché purtroppo ascoltiamo un sacco di persone che hanno problemi, riusciamo anche a costruire delle possibilità di azione, però non è che possiamo farlo da soli, perché noi non siamo un partito, non siamo un amministratore. E non siete nella stanza dei bottoni. Esatto, possiamo aiutare la stanza dei bottoni, se la stanza dei bottoni però vuole essere aiutata. E con queste parole ringraziamo anche Deborah Marcon, segretaria provinciale Sunia Treviso. Grazie ancora al dottor Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico. Chi vivrà vedrà, vedremo in futuro, specialmente a gennaio, febbraio, forse anche verso primavera, cosa succederà, perché prima della primavera vedrete che non cambierà niente, perché adesso ci saranno tutti i nuovi passaggi e io a casa che non mangio, che non ho soldi, cosa faccio? Dove mi curo? E dovete aspettare i nuovi assessorati. Pubblicità, anzi no pubblicità, l'assegno di Mirella che è il vostro assegno. Andiamo a vedere a chi lo portiamo. Buona giornata. Sonia, ci proviamo, perché bisogna essere tutti e tre, non posso da sola fare questo percorso. Che no. Io so però che tu, nonostante tutto, a quest'uomo vuoi ancora bene. Sono ancora qua. Sei ancora qua e stai tentando con tutte le tue forze di tenere in piedi questo matrimonio, anche se è distrutto, perché per arrivare a questo vuol dire che è distrutto, però ci credi ancora, perché io sono convinta che Marcello, io lo guardo, non ero una cattiva persona. Infatti non era, guarda che basta che lo guardi là. Ecco, poi lo guardiamo. Ecco, e soprattutto anche un grande lavoratore di merito e bravo, perché lui faceva? Sì, dipinture. Ecco, dipingeva. Dipingeva, sì. Ecco, decoratore. Decoratore, tutto faceva, tutto spatolato. Questa droga maledetta che è l'alcol, te l'ha fatto perdere, diciamo. Però tu ci credi ancora. Allora, cosa vuoi dire a Marcello che è qua vicino a me? Vieni qua. Che lo faccia per la 1000ª volta, ma che sia una volta per tutte. Perché lui ha provato diverse volte a disintossicarsi. Sempre con l'aiuto nostro dei familiari, spronandolo, anche dicendogli che l'avremmo lasciato da solo, si è fatto aiutare, però il più tempo lungo che lui è stato senza bere è stato da febbraio a dicembre, sì che sono stato 8 mesi, sì. Cos'è che tu vuoi chiedere a tuo marito? Guardalo negli occhi. E tu guarda. Serenità. Serenità, perché non ce la fai più. No. È dura, vero? Sì. Cosa vuol dire alzarsi al mattino e vedere un ubriaco? No, non è al mattino ubriaco, lui anche adesso, anche se non ha bevuto, lui lo vedi come ridotto. Cioè non per colpa mia, perché io mangiare glielo faccio, io gli chiedo sempre se vuole mangiare, se vuole bere. No, ma quando uno beve non mangia più. Infatti, lo so, non beve e non mangia più. Io chiedo solo serenità. Stati di ansia. Hai stati di ansia? Ma questo se è dovuto all'alcol? È dovuto all'alcol perché ne hai bevuto troppo? Ne hai bevuto troppo e devi smettere, anche perché non te lo possono togliere tutto su un colpo adesso, devo togliertelo gradatamente, perché sei a uno stadio molto elevato, sai Marcello, e perciò dobbiamo andare con cautela, perché non è così semplice come sembra. Però se tu vuoi, siccome io ho una persona che ce l'ha fatta,
non una, diverse persone con l'aiuto del CERT, di questi centri proprio contro l'alcolismo. Avevo quel CERT con il dottor Gentile. Poi quando ho iniziato a lavorare non avevo più il tempo di andare su e giù. E invece dovevi andare? O andavo a lavoro. Si può fare tutto se si vuole, Marcello. Se tu vuoi puoi farcela, Marcello, perché quanti anni hai, Marcello? 58, però ad aprile sono 59. Vabbè, comunque hai 59, sei ancora giovane, Marcello. E vedendoti così, a parte la magrezza dovuta perché non mangi, bevi solo, sei ancora giovane e sei in forza di lavorare e di riuscire anche a uscire da questo tunnel maledetto che è la droga, ma che è l'alcol nel tuo caso. Hai capito, Marcello? Allora, se tu mi prometti, io ti accompagno perché Sonia ha bisogno di essere aiutata. I servizi sociali possono arrivare fino a là. Dopo sei tu con Sonia che dovete aiutarvi a vicenda e finire questo percorso che inizieremo. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, che vi servirà per pagare le bollette, tutte quelle cose che non riuscite a pagare perché lui non lavora. E io da domani inizierò a chiamare per far fare a Marcello questo discorso. Fai l'ultimo appello a Marcello, ma guardalo bene negli occhi. Allora, io sono 38 anni che sto assieme a te. Ci hai provato, è vero, ci hai provato perché ti abbiamo spronato. Però ci sei sempre ricaduto. Per l'ennesima volta cerca di farcela, per favore. E adesso tu prometti di riuscire almeno a tentare di fare questo per Sonia. Sì, spero di farla stavolta. Devi farcela, Marcello. Anche come dice Sonia, hai una bellissima famiglia, hai 2 figli, non ti manca niente. Noi ti aiuteremo, però devi mettercela tutta, perché sarà difficile, Marcello. Sarà molto difficile, però devi essere tenace. Devi essere tenace e farlo per Sonia. Dagli un bacio a sta donna, daglielo un bacio. Oh, ma che vuol così poco per noi altri, ma così poco che vuol, ma perché non capì, ma perché rovinare famiglie per il maledetto alcol? Ciao grande famiglia di Rete Veneta, avete visto la situazione, noi ce la mettiamo tutta, proviamo, perché bisogna anche provare, proviamo un'altra volta, chissà, forse sarà la volta buona, grazie a voi, ciao!